Buongiorno, ben ritrovati. Giovedì 19 maggio, diretta rigorosamente di prima edizione. Come sempre saremo insieme fino alle 14:30. Questo è il nostro spazio di informazione che vi porterà attraverso l'ora di pranzo e fino dunque al primo pomeriggio. Oggi è una giornata importante, l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, che oggi compie 800 anni, tra passato, presente e futuro, tra gloria e futuro soprattutto. Allora noi ci colleghiamo subito e vi aggiorno già che nel corso di questa edizione vi faremo vedere le immagini di questa inaugurazione con la nostra Valentina Visentina, che vedo, Valentina, proprio vicino all'Aula Magna del Bo, dove si sta tenendo questa inaugurazione. Buongiorno Valentina. Buongiorno Anna, esattamente, è una giornata di grande emozione, di storia, tradizione, ma soprattutto, come hai detto tu, si guarda al futuro. È una mattinata che ha visto coinvolta l'università, messa al centro della sua città, un legame sottolineato anche pochi minuti fa dalla rettrice Daniela Mapelli. Come si è aperta questa giornata? Alle 9:45 il corteo di tutti i rettori delle università italiane, delle più antiche del mondo, aperto dalla rettrice Mapelli, che da Palazzo della Ragione sono arrivati qui al Bo, dove le autorità erano già pronte ad attendere tutti i rettori. C'era il sindaco di Padova, il governatore del Veneto Luca Zaia, e poi a seguire è arrivata il ministro dell'università Maria Cristina Messa e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Per ultimi è arrivata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato accolto proprio dalla rettrice, dal ministro dell'università, e accompagnato in Aula Magna. L'Aula Magna che vedete alle mie spalle, ovviamente blindata, pochi gli accessi in sala solo per le autorità. Si sono appena svolti discorsi, importante quello della rettrice Daniela Mapelli, che ha sottolineato tutti i valori che fondano questa università e che l'hanno accompagnata nei suoi 800 anni. È partita la rettrice dal valore di essere internazionale, un concetto sottolineato più e più volte proprio anche con i numeri, visto che il 10% degli studenti matricolati sono stranieri. Poi il senso della patria, un valore questo che è stato dedicato al presidente Mattarella, ricordando il sacrificio che fece l'Università di Padova durante la Seconda Guerra Mondiale nella lotta per la libertà e quindi nella resistenza. Questo è stato un punto fondamentale del passaggio del discorso della rettrice Daniela Mapelli, che poi ha sottolineato i diritti sempre tutelati da parte dell'università grazie alla multidisciplinarietà. E poi la rettrice ha parlato del legame, come vi avevo detto, dell'università con la sua città, un forte legame perché l'università fa parte, vive la città, ha detto la rettrice. E infine, non ultimo però, il valore della libertà, ripetuto e sottolineato nel motto dell'Università di Padova, un valore che non deve essere dato per scontato nemmeno oggi, alla luce di quanto sta accadendo in Europa con la guerra in Ucraina, un valore per cui si sono battuti i primi studenti che proprio 800 anni fa fondarono questo Ateneo. Poi adesso sono in corso gli altri discorsi, l'ultimo con la prolusione del professore di storia Carlo Fumian, e infine ci sarà anche il momento della goliardia. Abbiamo appena visto anche arrivare la tradizionale gallina padovana Galilea, che verrà consegnata come da tradizione dai goliardi alla rettrice. Grazie Valentina Visentina. Allora noi ci aggiorniamo, ovviamente, sappiamo che questa è una giornata piuttosto lunga, ci aggiorniamo più avanti. Avete visto le immagini del nostro Andrea Benetti, l'arrivo del presidente Mattarella, poi il presidente Luca Zaia, il sindaco di Padova Sergio Giordani, la rettrice, prima rettrice donna Daniela Mapelli, a 800 anni dalla fondazione dell'università. Allora abbiamo sentito riecheggiare la parola libertà, e da questa parola così importante e così poco scontata, soprattutto in questo periodo, vorrei partire con la prima persona che abbiamo in collegamento, che è il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno segretario. Buongiorno a lei e ai telespettatori.
Allora, visto che belle le immagini, il presidente Mattarella che arriva a Padova, questa università, questo grande potenziale che ha il nostro territorio, e dopo vorrei parlare con lei, no, di lavoro, studio, potenziale delle nostre università, ma prima vorrei partire proprio dal concetto di libertà. In queste ore si sta dibattendo sull'invio di nuove armi, questa volta la Lega dice basta nuove armi, la maggioranza insomma è entrata in una fase anche di difficoltà, così ha detto Letta ieri dopo l'elezione alla presidenza della Commissione degli Esteri di Stefania Craxi. Come la vede, segretario, questa situazione? Ha una maggioranza secondo lei in difficoltà? Ma innanzitutto mi faccia dire che le immagini che avete mostrato, il servizio che avete fatto e la presenza del presidente Mattarella a Padova è una bellissima manifestazione dell'attaccamento del Presidente della Repubblica nei confronti di Padova, del Veneto e di un'università così importante, tra le più antiche del mondo e in Europa, che rappresenta un'eccellenza per la nostra regione. E il fatto che il Presidente fosse lì oggi è davvero un segno molto importante di come Mattarella, anche dopo la sua rielezione, abbia un costante rapporto con la nostra nazione, con tutti i nostri territori, anche quindi con il Veneto. Pochi giorni fa è stato a Venezia e davvero è il garante di quella coesione nazionale di cui c'è grande bisogno, soprattutto in un momento come questo. Per quanto riguarda l'attività, diciamo, diplomatica, mi pare che si inizi a cogliere qualche segno anche dopo le iniziative prese dal presidente Macron con il suo discorso al Parlamento di Strasburgo e soprattutto dopo la visita del presidente Draghi a Washington. E credo che le fibrillazioni all'interno della maggioranza che hanno portato all'elezione dell'onorevole Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato non influiranno in questa situazione, che è già difficile di per sé e che dovrà essere affrontata sapendo che noi dobbiamo produrre una tregua, uno stop, un cessate il fuoco, perché si possa produrre una pace. Per questo è stato necessario che l'Ucraina fosse in grado di difendersi, ma oggi è anche del tutto evidente che dobbiamo lavorare per la pace, per una pace duratura e per una nuova dimensione europea, di cui davvero c'è bisogno. Ecco, anche per questa nuova dimensione, come la vede ieri l'incontro con la Premier della Finlandia per questo allargamento, quindi questa entrata di Svezia e Finlandia all'interno della NATO? Sono ovviamente discorsi che riguardano l'Italia e tutta l'Europa, ma importanti da fare in questo momento proprio perché ne va, insomma, di una nuova identità dell'Europa, ma anche della NATO forse. Direi di sì, noi veramente stiamo vivendo un'epoca di grandi cambiamenti, di stravolgimenti direi. Nel corso di un paio d'anni è già cambiata la storia del mondo, prima con la pandemia e oggi con l'assurda guerra e l'aggressione della Russia, di Putin e nei confronti dell'Ucraina. Io vedo come un fatto positivo che la Finlandia, la Svezia chiedano di entrare nella NATO. Vedo positivamente il fatto che ci sia un consolidamento dell'Europa anche attraverso l'allargamento ad ulteriori paesi. L'Europa è stata nel corso di questi decenni presidio di libertà, di democrazia e di pace. Oggi ci troviamo con una guerra nel cuore dell'Europa. Dobbiamo fare in modo che l'Europa abbia un'altra evoluzione. Una evoluzione più politica, più in grado di avere una sicurezza comune, una difesa comune, innanzitutto in questo momento di avere un'autonomia energetica che la renda meno dipendente dal gas russo. È quello che si sta iniziando a discutere in queste giornate in Europa, cioè di un grande piano economico di investimenti
per l'energia e per l'autonomia energetica dell'Europa è un fatto davvero molto considerevole. E proprio all'autonomia energetica, segretario, volevo arrivare. Quali sono i limiti, i freni che il governo sta trovando per il governo, ovviamente anche l'Europa, no? Nel lungo cammino verso l'autonomia energetica? Servono 300 miliardi, ma ci sono altri limiti, secondo lei, gli ostacoli che dobbiamo assolutamente superare per arrivare a questa autonomia energetica? Servono 300 miliardi, però come lei giustamente ha detto, questi si stanno già mettendo in campo a livello europeo. Poi serve una strategia energetica e significa cambiare rispetto alle scelte fatte negli ultimi anni che invece ci avevano portato ad una dipendenza nei confronti del gas russo. Significa avere la possibilità di diversificare gli approvvigionamenti, significa avere la possibilità di diversificare le fonti, avere una politica di stoccaggio comune, puntare sulle energie rinnovabili, che però hanno bisogno di tutta una serie di interventi anche di carattere infrastrutturale. È un percorso che non si fa in poche settimane, che è stato avviato anche nel nostro Paese, che naturalmente dobbiamo essere molto chiari, non è che si può realizzare nello spazio di qualche mese. C'è bisogno di un periodo di tempo considerevole perché questo possa avvenire. Per il momento dobbiamo fare in modo che le conseguenze economiche dell'aumento del costo dell'energia e delle materie prime e in generale delle sanzioni contro la Russia non determinino delle conseguenze negative sulla nostra economia. È per questo che il governo giustamente ha fatto degli interventi importanti anche nel corso di questi giorni. Senta, mentre noi ragioniamo di politica internazionale, in Italia riparte il dibattito su DDL Zan e su Ius Soli. Insomma, so che sono due temi a lei molto cari. C'è il rischio però che appunto politica internazionale e in più i problemi urgenti che stiamo affrontando, quindi i vari rincari, distolgano l'attenzione da questi che sono, insomma, battaglie di civiltà sostanzialmente. Ma io credo che un grande partito come il nostro, cioè il Partito Democratico, che è anche un perno di un'alleanza di governo nata in una situazione di grande emergenza, debba non distogliere mai la propria attenzione da un innumerevole campo di iniziative. E allora non c'è dubbio che in questo momento noi dobbiamo lavorare per la pace, come abbiamo cercato di dire. Dobbiamo lavorare per evitare una nuova recessione della nostra economia, con gli interventi che sono stati fatti, 200 euro per le famiglie, il sostegno alle imprese, l'intervento contro il caro vita, e contemporaneamente dobbiamo anche non perdere mai di vista che ci vuole anche un avanzamento dei diritti per una società più moderna, i diritti civili, i diritti sociali, i diritti nel campo del lavoro. E solo così è possibile fare in modo che ci sia un avanzamento, una modernizzazione della nostra società. E quindi penso che sia giusto riprendere il tema della legge Zan, come ormai tutti quanti lo conoscono, e anche riprendere il tema relativo al Ius Scholae, che poi che cosa ci dice? Ci dice della necessità di integrare maggiormente ragazzi nati qui, che hanno studiato qui nella nostra società, e sappiamo quanto ci sia bisogno di questo. Basta vedere i dati di questi giorni sulla crisi demografica e sulla necessità di manodopera, di forza lavoro in tanti campi della nostra economia. Quindi è una battaglia, insomma, che il Partito Democratico è pronto a portare avanti, insomma, è pronto, una battaglia che siete pronti a combattere. Una battaglia insieme alle altre, una battaglia che non è un'esclusiva, che prosegue insieme alle altre battaglie che stiamo dicendo dovranno essere fatte con forza, anche in campo regionale, non solo in campo nazionale. Penso a quella sulla sanità, o a quella sull'autonomia, per l'autonomia della nostra regione, cioè tutte questioni sulle quali il Partito Democratico del Veneto sta concentrando la propria iniziativa.
Grazie segretario, grazie per essere stato in nostra compagnia. Andrea Martella, le auguro una buona giornata, ci aggiorniamo ovviamente con i temi di attualità come sempre. Arrivederci. Grazie a voi. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto. Ora torniamo ancora di più nelle questioni che in qualche modo riguardano tutti, ma che vengono rilanciate dalle categorie economiche del nostro territorio. Ci colleghiamo subito con Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito questa volta. Grazie per essere con noi Andrea. Lei ci porterà un tema molto discusso che è quello dell'obbligatorietà di utilizzare le mascherine nei luoghi di lavoro e da diversi giorni con i vostri uffici legali state cercando di capire se veramente per chi è al lavoro le mascherine sono obbligatorie, perché adesso lei ci spiegherà come avete fatto a capire, a scoprire tutto questo. È evidente che le norme insomma, che sono state decise dal governo non sono così chiare. Ci spiega che cosa avete scoperto? Sì, la partenza è stata... Il là, diciamo, è stato dato da una circolare che hanno diramato alcune associazioni di categoria dopo il famoso incontro del 4 maggio tra le parti sociali, in cui si dava l'obbligo ulteriore delle mascherine per i lavoratori nel campo privato. Il problema appunto è che nella circolare, per giustificare questo prolungamento dell'obbligo nonostante il fine dello stato d'emergenza, si faceva riferimento a quella che era l'ultima ordinanza del ministro Speranza, quindi del Ministero della Salute, in cui secondo queste associazioni c'era nell'ordinanza appunto del 28 aprile ancora un riferimento ai protocolli come vincolanti per le aziende. A noi questa cosa non tornava, abbiamo riletto più volte, prima da soli, appunto con l'aiuto dei nostri studi legali, anzi ringrazio l'avvocato Gatti e l'avvocato Franchin per l'aiuto e il grande lavoro che hanno fatto, e abbiamo riscontrato appunto che non c'è nessun riferimento ai protocolli nell'ultima ordinanza di Speranza. Quindi stando all'ordinanza in vigore oggi non è possibile vincolare nessun lavoratore delle aziende a indossare la mascherina. Ovviamente può essere consigliato in determinate situazioni, assembramenti, eventi o uffici piccoli non facilmente arieggiabili, però un vero e proprio vincolo, secondo l'ordinanza del 28 aprile, non poteva più sussistere. Dopodiché però non ci siamo fermati qua, perché sicuramente quanto detto appunto nelle circolari sopracitate doveva avere una base di verità, perché era impensabile che certe associazioni potessero scrivere parole al vento. E quindi i nostri legali hanno appunto approfondito tutta questa serie di normative a matriosca che si sono seguite in questi 2 anni, creando molta confusione agli addetti ai lavori, e abbiamo scoperto che 2 decreti legge del 2020, uno addirittura dell'8 marzo 2020 e l'altro del 16 maggio, sono stati poi convertiti in legge nell'estate del 2020 stesso, e in questi decreti effettivamente si dà la possibilità al governo di mantenere in vigore i protocolli anche qualora la stata d'emergenza finisse, così come è stato appunto quest'anno, purché ci sia ancora un rischio di contagio ritenuto rilevante. A questo punto appunto si apriva un po' un vaso di Pandora, perché è facile pensare che a questo punto appunto con queste 2 norme tutto quanto ancora può essere obbligatorio anche per molto tempo, nonostante la fine appunto dello stato d'emergenza. Abbiamo quindi voluto indagare con i nostri legali quando sussiste ancora l'obbligo della mascherina e soprattutto quali sono le sanzioni eventuali a cui le aziende vanno incontro. E appunto leggendo e analizzando i 2 articoli, l'articolo 29 bis e l'articolo 1, si viene a scoprire 2 cose un po' difficili ma in realtà molto semplici se si segue bene il discorso. La prima è quella che la mascherina, come dice l'articolo 29 bis, o comunque l'attuazione dei protocolli è rilevante in caso di infortunio sul lavoro, quindi un dipendente che si contagia appunto all'interno dell'azienda. E in questo caso potrebbe essere sanzionabile l'azienda che non impone l'obbligo delle mascherine. Andrea, perdonaci, Andrea Penzoiello, le chiedo un attimo di perdonarci, andiamo subito a Padova perché sta parlando Mattarella, torniamo da lei veramente tra pochi minuti. Illustrato, accompagnandoci nell'esaminare le premesse della libertà e illustrandole l'intreccio così stretto che c'è tra questo Ateneo e la libertà, un intreccio storico, concretamente vissuto. È giusto ricordare l'intervento di Concetto Marchesi nel 1943 per l'anno accademico che si apriva appena 2 mesi dopo l'8 settembre. Da cui è nata la spinta che ha evidenziato la spinta alla resistenza contro l'invasione e l'oppressione
che da questo Ateneo è partita in maniera vigorosa, tanto da meritare, come è stato ricordato, la medaglia d'oro per la Resistenza. Un'azione in cui era affiancato da un altro grande latinista, Ezio Franceschini. Marchesi e Franceschini, divisi da concezioni filosofiche, divisi anche dai successivi impegni nella società, ma uniti strettamente, solidarmente nella difesa della libertà e nell'aspirazione alla democrazia. Ecco, questo è il patrimonio che dobbiamo difendere, quello che spinge a non chiudere gli occhi di fronte a quanto accade nel nostro paese o altrove, in sede internazionale, particolarmente nel nostro continente. La libertà. Poc'anzi la rappresentante degli studenti ha sottolineato quanto sia importante garantire la libertà a tutti. La libertà non è divisibile né socialmente né territorialmente, perché la libertà in realtà si ottiene pienamente soltanto se ne godono anche gli altri, perché si realizza insieme a quella degli altri. Non c'è libertà piena se gli altri ne sono privi. Questo vale all'interno di un paese, vale nella comunità internazionale. Questo spinge, ripeto, a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato il diritto internazionale, in sede internazionale, venga riaffermato quella catena di valori che dalla libertà si articola. La libertà è strettamente, indissolubilmente connessa con altri valori, l'uguaglianza, la solidarietà. Sono questi valori che vanno coltivati, difesi attivamente. Non vi rubo altro tempo. Vorrei concludere richiamando una osservazione fatta dal professor Fumian sull'umiltà e sulla vanità. La persona umile cerca la verità. Chi coltiva superbia è convinto di possederla. Ecco, vorrei raccomandare agli studenti di questo e di ogni altro Ateneo di non cadere mai in quella tentazione, di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. Questo è quello che alimenta la libertà. Questo che rende consapevoli del valore, del complesso dei valori che in Europa si sono sviluppati. L'antidoto alla superbia, viene in mente un passo del Siracide molto duro sulla superbia. L'antidoto alla superbia è la cultura. Questo sottolinea l'importanza dei luoghi in cui si distribuisce, si elabora, si approfondisce cultura. Questo Ateneo ha grandi successi sul piano dei risultati della ricerca, dell'insegnamento, li ha anche sul piano del suo carattere nei rapporti internazionali, che non è alternativo ma si integra con un forte radicamento territoriale, come dimostrano le numerose sedi integrate in un ampio territorio di riferimento. Ecco, questo fanno i nostri Atenei. È l'antidoto alla superbia, alla prepotenza, all'arroganza, alla violenza è appunto la cultura. Per questo auguro a questo Ateneo, come a tutti gli altri che li hanno aperti, buon anno accademico. Allora avete sentito i valori della libertà, l'antidoto alla superbia è la cultura, le parole del Presidente Mattarella in diretta ve le abbiamo appena fatte ascoltare da Padova. Io ora torno da Andrea Pensoaiello scusandomi nuovamente per l'interruzione, ma era importante insomma che anche i nostri telespettatori ascoltassero le parole del Presidente della Repubblica. Ecco Andrea, riprendiamo, lei stava raccontando quali sono le condizioni per le quali potrebbe essere utile utilizzare la mascherina nei luoghi di lavoro, ma che di fatto non è obbligatorio indossare la mascherina per chi lavora.
Sì, esatto, stringendo e arrivando un po' al succo del discorso, che è quello che in realtà alle aziende che ci stanno seguendo in questo momento può interessare di più. Un'azienda che non impone l'uso della mascherina nel proprio luogo di lavoro può incorrere in due tipi di sanzioni, appunto, quello per la violazione dell'articolo 29 bis, ma riguarda solamente il caso in cui ci sia un infortunio, quindi un contagio in azienda, e tale contagio va provato dall'organo di controllo, quindi potrebbe essere l'INAIL, che sia effettivamente avvenuto in azienda. E diciamo che oggi, considerando che all'aperto, al di fuori, diciamo, delle aziende, per un privato cittadino è impossibile, non è necessario tenere la mascherina, provare che il contagio sia effettivamente avvenuto in azienda è pressoché impossibile, quindi è facilmente discutibile un'eventuale sanzione, che in realtà appunto sarebbe nient'altro che un non pagamento dell'infortunio da parte dell'INAIL, che quindi dovrebbe accollarselo l'azienda. Il secondo caso invece è quello un po' più complicato, è quello della violazione dell'articolo 1, in cui appunto in questa legge convertita in legge a luglio viene detto che i luoghi di lavoro possono essere sospesi, quindi le attività possono essere sospese qualora non venissero mantenute tutte quante le norme dei protocolli, quindi appunto in questo caso la mascherina, qualora non ci sia comunque abbastanza attenzione a evitare il contagio. Questo vuol dire che la mascherina diventa obbligatoria solo nel momento in cui, ad esempio, non c'è una reazione ben consentita, non si lavori all'aperto, non ci sia magari la distanza tra i colleghi che lavorano a contatto per più di 15 minuti. Quindi anche qui è sicuramente opinabile sia l'intervento eventualmente di chi va a sanzionare, ma anche si può dare bene, magari con l'aiuto di legali preparati, un'obiezione all'eventuale contestazione, perché non c'è una norma vera e propria che impone l'obbligo della mascherina nei posti di lavoro. Ci sono due norme che potrebbero sanzionare chi non le usa, ma abbiamo appunto visto, e potremo spiegarlo meglio qualora le aziende volessero contattarci, come e perché ci si può appunto opporre ad eventuali sanzioni, eventuali controlli da parte di INAIL o di altri elementi che possono appunto vigilare in questo senso. Ecco Andrea, noi abbiamo visto Andrea in queste settimane, anche parlando proprio con titolari di pubblici esercizi, che c'era chi per scelta la indossava e l'avrebbe indossata indipendentemente dall'obbligo, per scelta, per paura di contagiarsi e quindi di dover chiudere l'attività, visto che si tratta appunto di imprenditori del settore e quindi di lavoratori autonomi. Sostanzialmente lei che consiglio si sente di dare? La regola del buonsenso può valere in questo caso? In questo caso assolutamente deve valere la regola del buonsenso, perché se si parla di un sabato sera o di un locale, di un sabato sera con la sala piena, magari la gente che sta in sala, che è più a contatto con i clienti, è bene che continui a usare la mascherina, così come immagino magari una cucina piccola o un negozio piccolo, magari senza finestre. In questi casi la mascherina può essere ancora consigliata, però nel momento in cui ci siano staff di locali o ci siano negozi che partecipano magari a mostre, a fiere all'aperto, o comunque situazioni in cui si può mantenere la distanza tra colleghi, anche il semplice locale diurno con una persona dietro al banco e tutti i clienti fuori, ecco, in questi casi si può abbassare un po' la mascherina ed iniziare a respirare, anche perché con le giornate di caldo che ci sono oggi, magari in certi momenti è più problematico tenere la mascherina, che può creare problemi respiratori col grande caldo per tante ore di studio, piuttosto che appunto non averla. Grazie Andrea Penzoiello, Veneto Imprese Unite, per il tempo che ci ha dedicato. Ci scusiamo ancora per l'interruzione. Buon lavoro Andrea, grazie. Buona continuazione. Arrivederci. Allora noi torniamo con le immagini a Padova, l'inaugurazione dell'anno accademico, perché ve le facciamo vedere. Come diceva la nostra Valentina Visentin, c'è anche la goliardia, che è una parte molto importante dell'Università di Padova, una storia tanto quanto la sua università. In questo momento c'è il Presidente Mattarella che, ecco, guardate, vi facciamo vedere le immagini. Produzione gas naturale, hanno portato sostanzialmente dei messaggi allo stesso Presidente della Repubblica, che in questo momento, vedete, sta salutando il sindaco di Padova Giordani. Poi c'è il ministro per le disabilità, la vicentina Erika Stefani, e in qualche modo si chiude la cerimonia. Poi ci faremo raccontare dalla nostra Valentina Visentin. Ecco, sentite l'applauso.
Casellati che parla in questo momento con Mattarella. È davvero importante il discorso del Presidente della Repubblica. La cultura è l'antidoto alla supremazia e l'università è un luogo in cui le idee e la cultura nascono, le idee possono confrontarsi, lo spirito critico. Il messaggio ai ragazzi è: mantenete sempre lo spirito critico. Finisce così la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Tra poco torneremo a collegarci con la nostra Valentina Visentin da Padova. Intanto andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochi minuti. Ben ritrovati, giovedì 19 di maggio, inaugurazione dell'anno accademico, 800 anni di storia dell'Università di Padova. A Padova è arrivato per questo anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Allora vi proponiamo un piccolo estratto fatto dalla nostra redazione di Padova della rettrice Daniela Mapelli, che ha parlato davvero poco fa. 20 parole, non di più. 2 frasi scritte sugli annali del comune padavino. 1222. Messer Giovanni Rusca da Como, podestà de Padua. In questo tempo fu trasferito il studio di Bologna in Padova. 8 secoli dopo, tocca a me, a nome di tutta la comunità che forma questo grande ateneo, il compito di celebrare gli 800 anni di vita dell'Università di Padova. Un dolce e gravoso compito allo stesso tempo. Dolce perché rappresenta un traguardo invidiabile, un momento che ci invita a riflettere sul passato non per autocelebrazione, ma come unico esercizio veramente utile per immaginare e costruire il futuro. Gravoso perché grande è la responsabilità nel rappresentare un'università la cui storia è stata costruita da donne e uomini di altissimo valore morale e scientifico. Tuttavia è di conforto poter rimarcare un fatto ineludibile. I volti cambiano, così come mutano i tempi e le esigenze della società. Ma l'Università di Padova rimane baluardo del sapere, luogo di scienza, cultura e formazione, speranza per le future generazioni. Siamo alla cronaca adesso, andiamo un po' a vedere quali sono le notizie di cronaca sul nostro territorio. Partiamo dalla provincia di Treviso, dove un autista mom è stato aggredito da un passeggero che voleva salire senza mascherina. Vediamo. Ancora violenza sui mezzi di trasporto pubblico nella Marca. L'ultimo episodio nella serata di ieri, poco dopo le 19 in via Roma, sulla strada regionale 13 Pontebana-Villorba, alla fermata del bus, dove si sono vissuti attimi davvero concitati che hanno portato a un pronto intervento dei carabinieri della stazione villorbese, allertati dall'autista del mezzo, quello della linea extraurbana numero 120 proveniente da Spresiano. Giunto alla fermata, il conducente non ha permesso ad un uomo di salire a bordo perché sprovvisto di mascherina obbligatoria per il trasporto, così come previsto dalle normative anti-Covid ancora in vigore. Davanti al suo diniego, l'uomo di origine straniera ha colpito violentemente con un calcio alla porta automatica anteriore dell'autobus, mandando letteralmente in frantumi il vetro. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla furia dell'aspirante passeggero, che subito dopo si è dato la fuga facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per identificare il responsabile. Restiamo a Treviso con la cronaca. Nella notte spaccata, la storica nota pasticceria Nascimben. Siamo in centro, Viale Luzzati. Spaccata la storica pasticceria Nascimben di Viale Luzzati a Treviso. Ad entrare in azione un bandito solitario, arrivato sul posto in bicicletta, torso nudo e con la maglietta a coprirgli il volto. Utilizzando un tombino, l'uomo ha infranto la vetrata della porta d'ingresso, è entrato nel locale ed ha rubato il fondo cassa, qualche centinaia di euro, tutto sotto gli occhi delle telecamere della videosorveglianza interna. Ed appunto i filmati sono ora al vaglio della polizia, intervenuta sul posto con le volanti che hanno immediatamente avviato le ricerche dell'autore del furto. Acquisiti anche i filmati delle telecamere dell'area che avrebbero inquadrato i momenti precedenti e successivi al colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vetrata infranta dal malvivente.
Abbiamo una notizia, un'ultimissima ora che batte l'ansia. Siamo nel veneziano. Un uomo che era rimasto intrappolato nell'abitacolo della propria auto andata a fuoco è stato tratto in salvo la scorsa notte a Venezia dall'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto poco prima dell'1:30 lungo la rampa che dal Ponte della Libertà porta all'isola del Tronchetto. La vettura, una Volvo XC, è finita contro il muretto e dopo l'urto è andata in fiamme. Il primo intervento risolutivo è stato dei militari dell'esercito a presidio di Piazzale Roma, che insieme ad altri agenti della polizia sono riusciti ad aprire la portiera dell'auto ed estrarre il conducente, che dunque fortunatamente non è in pericolo di vita, ma questa poteva davvero rivelarsi una tragedia. La cronaca adesso ci porta invece nel Vicentino con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 280.000 euro ad un imprenditore. I finanzieri di Vicenza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino a concorrenza di oltre 280.000 euro nei confronti di un imprenditore vicentino, consulente nella compravendita di terreni. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle, hanno tratto origine da una precedente attività di verifica, al termine della quale l'imprenditore, evasore totale, era stato denunciato per il mancato pagamento delle imposte a fronte di un reddito prodotto superiore al $500.000 di euro. Aveva quindi aderito ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate, ma non aveva pagato le prime rate. È così scattato il sequestro preventivo. Restiamo a Vicenza allora con altre notizie realizzate dalla redazione vicentina. La prima ci parla di quarta dose di Covid, come già sta avvenendo anche in altre province. La quarta dose destinata a ottantenni e pazienti fragili pare si stia rivelando un flop. Siamo in un momento in cui le reinfezioni sono presenti anche nella popolazione vaccinata. Reinfezioni da Covid presenti, ma sui ricoveri incidono i cosiddetti Covid per caso. Adesso sui ricoveri siamo sui 40-50, però la metà casi Covid per caso. Resta immutata l'attenzione rivolta ai più fragili. Operatori e istituzioni dobbiamo assolutamente tutelare i contesti più fragili, e cioè gli ospedali, i pazienti, i malati e i pazienti più vulnerabili e fragili. Va anche in questo senso il rinforzo, per esempio, della vaccinazione con la quarta dose solo a determinate categorie di persone. Quarta dose che a distanza di più di un mese dall'avvio non decolla. È stato un flop per la popolazione allargata. Noi però stiamo lavorando con i nostri super fragili per portare avanti con una certa anche pacatezza, con calma, la somministrazione della quarta dose. L'altro compito è non smantellare completamente le varie strutture. Parlo per esempio come direttore di un nucleo Covid che si è deciso comunque di mantenere, seppur a livelli anche più bassi, in attesa appunto dell'autunno. Passaggio da pandemia a endemia è ancora un punto di domanda. Torniamo nel Padovano, la notizia è stata resa nota poco fa. Un bambino è stato investito questa mattina, pare addirittura sulle strisce pedonali. Eccole qui, le immagini sono del nostro Francesco Rattai, redazione di Padova. Siamo a Noventa Padovana, il bambino stava andando a scuola, è stato investito da un'automobile che però è scappata, dunque non si è fermata a soccorrere il ragazzo. È caccia ovviamente al pirata della strada, le forze dell'ordine si stanno mobilitando, ancora non sono state rese note le condizioni di salute del ragazzo che però è stato portato in ospedale. Io saluto la nostra prossima ospite, Federica Sandi, consigliere segretaria dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. La ringrazio per essere qui con noi ancora una volta. Buongiorno Federica. Buongiorno a voi. Allora Federica, in questo spazio volevamo parlare e tornare sul caso che davvero ha fatto tanto discutere e ha smosso in qualche modo anche la politica, quello delle presunte denunce di molestia. Poi di fatto una denuncia sola è stata presentata, le altre sono state così diffuse e anche rese fruibili attraverso gli organi di stampa legate alla adunata nazionale degli alpini. Si è discusso molto e allora con lei, no, con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, vorremmo cercare di capire qualcosa in più rispetto a quello che è successo. Partiamo da questo: quando una molestia può diventare violenza?
È un tema complicato e non facile da trattare, nel senso c'è la parte legale, nel senso cosa la legge dice che quando una cosa diventa molestia, e c'è la sensibilità individuale, che può essere molto diversa da individuo a individuo. Può esserci la persona fragile che porta in sé una storia difficile, che magari si attiva con poco, oppure perché è abituata magari in famiglia a cose forti normalmente, che magari non vede come molestia neanche la cosa più estrema. Quindi, ecco, secondo lei da che cosa è nato questo grande polverone che addirittura ha portato a mettere in discussione uno sfilamento storico come l'Adunata Nazionale? Sì, mi dicevano che c'è anche una raccolta firme che sta ricevendo grandi numeri, insomma. Sì. Io distinguerei appunto l'azione politica, che magari può essere, qualcuno ha visto come l'occasione per portare al grande pubblico, alla popolazione, una problematica come la difesa delle persone magari più fragili, o la difesa dei diritti di tutte le persone, e quindi chi ha scelto una battaglia politica da chi effettivamente si è sentito minacciato e sente di avere bisogno di una tutela personale. Quindi credo che ci siano entrambe queste vie in questo momento in atto, pensando anche che ci sono a volte mancano leggi che tutelano le persone che subiscono una violenza sia verbale. Pensiamo che in Italia non mi risulta che ci sia una legge ben definita sul mobbing. E quindi molti sono ancora i contesti di vita delle persone che legislativamente devono essere tutelate, quindi può essere un modo per arrivare anche a questo. Quindi vedo entrambe le parti. Che cosa è cambiato secondo lei? Il movimento Me Too, di cui abbiamo sentito tanto parlare, culturalmente secondo lei che spinta ha dato anche a una sorta di emancipazione nuova delle donne? Perché insomma quello che è accaduto all'Adunata Nazionale degli Alpini sappiamo essere accaduto in tantissime altre situazioni, voglio dire, pensiamo anche a donne che possono essere verbalmente molestate andando a vedere una partita di calcio, perché magari i sentimenti così gli umori sono particolarmente agitati. Ecco, che cosa è cambiato però secondo lei culturalmente? Credo che le donne adesso si facciano più domande su cosa è lecito o non sia lecito accettare, e questo sicuramente è un passo importante, perché magari culturalmente tutto prima poteva essere considerato lecito all'interno di una cultura di vecchio stampo, diciamo. Adesso le donne si chiedono cosa sia lecito e cosa non lo sia. Ed è importante portare le persone, quindi non solo le donne, le persone a pensare a questa cosa sin da bambini, sia da piccoli, attivando un pensiero critico su quello che ci succede, e aiutare anche le famiglie ad avere una relazione con i propri figli che faccia vedere il rispetto. Perché troppo spesso ci sono ancora bambini che vivono in contesti familiari in cui le urla, le offese sono all'ordine del giorno, e quindi è difficile capire lì se è lecito o non lecito qualcosa. Quindi lei dice anche che certi atteggiamenti che possono essere accaduti in una situazione come quella dell'Adunata Nazionale possono nascere anche da certi contesti in cui magari queste persone che si sono appellate, si sono rivolte in quel modo a delle donne, possono aver respirato, voglio dire, in contesti familiari. Quindi da qui torniamo un po' all'importanza di contesti in cui il rispetto diventa la base su cui costruire una relazione sociale. Assolutamente, il rispetto e la capacità di mettersi nei panni degli altri. Se io mi metto nei panni degli altri, che è difficile farlo, perché lo vediamo anche sull'uso dei social, in cui si spara qualsiasi cosa senza pensare alle conseguenze che potrebbero avere emotivamente sulle persone. Se non ci mettiamo nei panni degli altri non riusciamo a capire dov'è il nostro limite, dove possiamo arrivare, e tante volte c'è difficoltà nel fare questo. Lo vedo anche nella clinica normale, insomma. Senta dottoressa, secondo lei questo polverone dove ci porterà? Che di fatto si è creato? Spero riflettere di più sulle cose e a comprendere un po' di più dove ci troviamo e perché siamo in un determinato contesto. Non voglio entrare sulla Dunata, si fa o non si fa. Confesso che io sono molto legata alla Dunata degli Alpini perché ho un padre alpino, per cui non posso che essere
legata a questa tradizione, però non so questo cosa porterà. Spero che smuova i politici a prendere a capire cosa si può fare dal livello legislativo su queste tematiche delle molestie e sulla difesa di chi viene oggetto di molestie di vario tipo, non soltanto donne, però su questo, cioè, magari partire dalle donne, ma non sono solo le donne purtroppo che a volte subiscono molestie. Tra l'altro, proprio a causa di queste denunce di molestie sono stati un po' intaccati, no? I sistemi di valori dei quali gli alpini sono assolutamente portatori. Noi lo raccontiamo ormai da anni e anche noi, come lei, siamo davvero affezionati alle penne nere, li abbiamo visti anche impegnarsi, insomma, banalmente in questi ultimi 2 anni di Covid, quei valori. Allora, lei ritiene che ultimamente che cosa stia un po' facendo come dire, crollare un po' il nostro sistema di valori? Mi viene in mente una Liliana Segre che chiede ad un influencer come Chiara Ferragni di invitare i ragazzi a visitare il monumento della Shoah. Quando non ci riesce la scuola, non ci riesce una persona come Liliana Segre, ma ci può riuscire un influencer. Ecco, secondo lei è una cosa positiva o è una cosa negativa? Qual è la lettura che possiamo dare a questa che è una notizia davvero di attualità? Allora, credo che Liliana Segre abbia bene in mente l'obiettivo che vuole raggiungere e credo che questo le faccia onore anche trovare nuovi strumenti per arrivare a questo obiettivo. È molto peggio che i ragazzi non arrivino mai a capire cosa è successo nel passato, piuttosto che magari farsi problemi nel fare qualcosa di innovativo. Quindi credo che sia molto moderna nel fare questo e che se i ragazzi arriveranno a capire qualcosa di in più, a farsi qualche domanda in più grazie a questo, ben venga anche questo strumento che non lo vedo poco etico. Perché piace così tanto Chiara Ferragni, secondo lei? Una domanda da $1 milione, ma perché Segre chiede a Ferragni e non ad altre istituzioni, voglio dire, di portare i giovani a visitare il monumento della Shoah? Ha visto in questi anni che ha molto seguito in età molto diverse e da molti anni rispetto ad altri che magari hanno più hanno effetto su una nicchia più dettagliata. Ferragni e Fedez hanno un popolo molto ampio che li segue e danno fiducia. Lei ritiene che sia un po' cambiato, no? Per fare un po' un parallelismo dalle donne che denunciano le molestie a una Chiara Ferragni che può essere il pifferaio magico che porta i giovani a visitare il monumento della Shoah. Ritiene che anche il modello femminile stia evolvendo in questa nostra nuova società che guarda al futuro? È inevitabile che pian piano la figura evolva e soprattutto è importante che le donne si sentano libere di essere quello che vogliono, di poter essere il modello, avere un ruolo che preferiscono avere e non sentirsi obbligate ad essere mogli, madri o lavoratrici. E quindi il modello sta sicuramente evolvendo e vediamo dove ci porterà. Infatti in questo periodo si discute molto di parità di genere con le nuove leggi, il Family Act, insomma, però le donne continuano a non riuscire ad arrivare per la maggior parte delle volte ad avere livelli di carriera pari a quelle degli uomini. C'è sempre un gap, questa sorta di tetto di cristallo che non si riesce a rompere. Che consiglio si sente di dare alle donne di oggi che, non dico vogliono diventare influencer, ma vogliono realizzarsi? Di non rinunciare e di chiedere aiuto dove possono per essere sorrette dalla propria rete nel poter raggiungere i propri obiettivi. Certe volte le donne si sentono troppo sole, a volte purtroppo lo sono, però se possono chiedere, perché adesso ci sono reti anche nuove di socialità, non più quella familiare ma quella anche amicale. E quindi di poter chiedere, di non demordere, di trovare soluzioni creative, un po' come ha nominato la Segre, ha chiesto alla Ferragni, trovare anche soluzioni nuove, ma soprattutto non farsi prendere dallo sconforto, perché dal momento in cui non vediamo alternative non riusciamo a fare più niente. Poi ci sono situazioni molto difficili, molto complicate, in cui una persona sente di non avere tante scelte, purtroppo ci sono anche queste, ma a volte non ci alleniamo nel vedere le alternative.
e ci sentiamo chiuse. Quindi allenare lo sguardo appunto anche a poter provare a guardare a 360 gradi, no? Le alternative che stanno accanto a noi. Grazie Federica Sandi per essere stata con noi in nostra compagnia in questa lunga diretta di prima edizione con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Grazie, buona giornata. A lei, arrivederci Federica. E noi restiamo un po' sull'onda lunga di questo tema, perché ieri era la giornata contro l'omotransfobia e sono ancora tante le discriminazioni, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Vi raccontiamo la storia di Laura e lo facciamo proprio mentre in questi giorni c'è nel Trevigiano, a Treviso, il Festival Cupido, di cui poi parleremo. L'ho subita, come penso moltissime persone come me, e a volte sono molto sottili come discriminazioni, ma che comunque colpiscono lo stesso molto profondamente. Mi è stato negata l'opportunità di far parte di alcune realtà lavorative proprio a causa ancora del mio nome burocraticamente non cambiato all'anagrafe, e devo dire che sono stati dei brutti momenti, ecco. Non li ha contati nemmeno, ma gli episodi in questi ultimi anni sono stati davvero tanti, troppi. Discriminazioni vere e proprie al momento dell'assunzione, poco prima della firma, quando il datore di lavoro capiva che non c'era corrispondenza tra il nome ancora sul documento d'identità declinato al maschile e l'immagine che si trovava davanti. Mero pregiudizio, nonostante comunque il mio profilo lavorativo andasse bene. Ora Laura, 28 anni, trevigiana, un lavoro ce l'ha, è segretaria in uno studio medico, ma è stata durissima. Nella giornata mondiale contro l'omotransfobia racconta la sua storia, finalmente a lieto fine per lanciare un messaggio. Siamo persone comunque giovani, abbiamo voglia di lavorare, però a causa della nostra situazione, quindi di questa transizione, nessuno, diciamo, è propenso all'assunzione, ad assumerti. Sono molto bravi a parlare bene, però poi alla fine non fanno mai il passo più lungo di quello che è. Laura ha iniziato la sua transizione di genere 2 anni fa, percorso prima psicologico e poi medico. Sono nata una seconda volta, dice, prima di rivolgersi a chi, come lei, è nato in un corpo che sente estraneo. Ai giovani dico di trovare il coraggio, assolutamente, perché ne vale la pena, ne vale sempre la pena trovare il coraggio per essere se stessi. Intanto a Treviso prosegue il Festival Cupido, 10 giorni dedicati ai temi dell'uguaglianza e dei diritti civili. 5 scuole materne e paritarie padovane il prossimo anno scolastico non riapriranno. Ci sono tanti disagi, scopriamo perché. La denatalità, ma non solo, causa ogni anno la chiusura di alcune scuole paritarie, quelle dell'infanzia soprattutto. A settembre 2022 in provincia di Padova 5 paritarie non riapriranno. 2 in città, il Teresianum in Corso Vittorio Emanuele e Santa Maria del Carmine, e 3 in provincia, a Pontelongo, Vallonga di Arzergrande e Santa Maria di Veggiano. Ma la denatalità non è l'unica causa. Le scuole paritarie sono finanziate per legge dalle istituzioni. I finanziamenti arrivano dal Ministero e dalla Regione, queste sono le 2 fonti principali di finanziamento, e poi ci sono gli enti locali, i comuni, i quali non contribuiscono nello stesso modo. Si pensi che la scuola dell'infanzia paritaria nel Veneto, quindi la fascia 3-6 anni, rappresenta quasi il 90% dell'offerta. Senza il numero minimo di alunni non si formano le classi e la scuola chiude. 150 famiglie padovane dovranno cercare un'altra materna per i loro bambini e una ventina di maestre un altro posto di lavoro. Signora Erika, allora come farà da settembre? Sono stata costretta a dover selezionare in maniera piuttosto celere un altro istituto, e chiaramente mi ha creato, oltre un grosso dispiacere, tanto disagio. Li avevo tutti e 2 in uno stesso istituto, adesso invece ci dobbiamo riorganizzare, per cui... I genitori fanno le vasche, si sa. In campagna elettorale, evidenzia il presidente FISM, il tema dell'istruzione sembra essere dimenticato, anche dai ben 9 candidati a sindaco di Padova e dai 700 in corsa per il Consiglio comunale. Ancora nessuno di questi ha chiamato FISM, che rappresenta quasi 15.000 famiglie nel territorio padovano, e la cosa è un po' sconcertante. Questo significa che non c'è conoscenza di una tematica, e io invito proprio tutti questi candidati a non fermarsi alle sole elezioni, ma di continuare questa battaglia e comunque di abbracciare questa tematica, perché se non facciamo crescere le famiglie non possiamo far crescere la nostra società. Parliamo di materie prime e caro bollette, perché sono sempre più salati i conti per le amministrazioni comunali della Marca. Tra luce ed edilizia scolastica, solo a Preganziol il rialzo, pensate, di oltre 1,5 milioni di euro. Sentiamo il sindaco.
La situazione è davvero catastrofica, non ho paura a usare un termine come questo. Noi abbiamo vari lavori, vari progetti che devono essere finanziati e facevamo i conti proprio nei giorni scorsi che avremo quest'anno 1.520.000 euro, solo riferendosi ad alcune voci, che vengono fumati dal rincaro energetico e dall'aumento del costo dei cantieri. Da un lato il caro bolletta che incide per 620.000 euro, dall'altro il rialzo dei prezzi delle materie prime che spariglia le carte in tavola per i cantieri in corso. Un conto salatissimo se si guarda soprattutto all'edilizia scolastica, e qui il sindaco di Preganziol entra nel dettaglio. Un'altra scuola il cui cantiere doveva costare in toto 660.000 euro arriverà a poco sopra il milione. La scuola di San Trovaso, che da 910 di quadro economico arriverà a quasi 1,5 milioni. Un altro piccolo cantiere da 150 arriva a 190. Se si vogliono fare i lavori bisogna mettere i soldi, ma è una cosa folle. Dal Terraglio alla Marca Occidentale il copione è lo stesso. Calcolatrice alla mano a fare il punto è anche il primo cittadino di Riese Pio X. Cantiere della scuola, parliamo di un'opera da poco sotto 4 milioni di euro, si ragiona sull'ordine di 400.000 euro grosso modo solo di materiali, e quindi in più ovviamente, ahimè. E quindi questo va a sballare completamente il quadro economico. E sono tanti, per non dire tutti, i sindaci del Trevigiano alle prese con preventivi che stanno letteralmente scoppiando loro in mano. Anche per questo si studiano nuove vie e si accelerano alcuni progetti. Noi abbiamo un progetto di riqualificazione che dovrebbe partire abbastanza a breve, che ci consentirà poi di andare a dosare punto a punto l'energia di ogni singolo punto luce. Ma un conto sono le buone pratiche, un altro il problema più generale. Noi ci auguriamo ci sia soprattutto una misura strutturale da parte del governo, poi noi faremo la nostra parte. Grazie a Dio il bilancio del Comune di Riese è un bilancio sano, per cui in qualche modo riusciremo a rispondere anche a questa esigenza, però è chiaro che la cosa ci mette particolarmente in difficoltà. E così l'appello a rivedere il PNRR arriva proprio dagli assessori regionali Donazzano e Bottaccin, proprio perché le esigenze sono diverse. L'allarme lanciato da famiglie e imprese su costi di gas ed energie ormai è evidente. Il Veneto rischia molto perché noi siamo una catena di produzione dentro le filiere nobili e sono quelle che oggi soffrono. La nostra regione rischia di pagare un prezzo salato con l'impatto economico della pandemia prima e della guerra poi, con i rincari di energia, gas e materie prime. Un allarme che, sottolinea l'assessore Donazzano, il Veneto aveva lanciato diversi mesi fa, ma sottovalutato. Si doveva, aggiunge, intervenire prima sui costi dell'energia, ad esempio come fatto in Francia, fissando un tetto sulle bollette. Qui invece lasciamo le imprese che si arrangino, le famiglie hanno avuto un bonus, ma quelle sono risorse a perdere, non si fanno investimenti strategici per aiutare le imprese. Il tema energetico, strettamente legato a quello del gas e dei trasporti, è centrale per famiglie e imprese. Per l'assessore Bottaccin bisogna puntare il più possibile sulle fonti rinnovabili, con un ma. Sarà difficile pensare di poter utilizzare solo ed esclusivamente fonti rinnovabili per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che la fonte rinnovabile non è continua, quindi ci sono dei momenti in cui viene prodotta e dei momenti in cui non è possibile produrla, quindi va accumulata, e pensiamo per esempio che tutti i materiali per produrre le batterie sono in mano ai cinesi e quindi rischieremo di diventare totalmente dipendenti da un unico paese, cosa che non ci possiamo permettere. Tutto questo rientra in un progetto di sostenibilità che deve però fare i conti con la salvaguardia dell'economia e una tutela ambientale minacciata dai cambiamenti climatici che impongono di fare in fretta. Negli ultimi 30 anni, spiega l'assessore Bottaccini, in Veneto abbiamo registrato un aumento di temperatura di 1,5 gradi. Per i due rappresentanti della giunta regionale in questo quadro diventa strategico il PNRR, che va però rivisto negli obiettivi e nelle modalità. Alcuni obiettivi, alcuni progetti, alcuni target devono essere modificati a mio modo di vedere tenendo conto della contingenza dei fatti. Oggi la priorità assoluta probabilmente è quella energetica, i costi delle materie prime che mettono in difficoltà le imprese, che mettono in difficoltà i cittadini, quindi bisogna puntare prima di tutto su questo. Voltiamo pagina, andiamo sul Monte Grappa perché è passato un anno e una delle strade più importanti verso Cima Grappa è ancora chiusa nonostante sia già stato stanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza di 2 gallerie. Abbiamo raccolto l'allarme degli allevatori. Lavoriamo per rimetterci, basta, perché se dovessi fare i conti con la penna
Sarebbe meglio che chiudessi la stalla. È infuriata Afra Panizzon, infuriata come gli altri allevatori, proprietari o gestori delle malghe sul versante trevigiano del Grappa. Infuriati con la provincia che ha in carico la strada che collega la cima con la piana trevigiana, strada chiusa da oltre un anno a causa della caduta massi da queste gallerie. Chiusa dall'anno scorso. Abbiamo fatto un passo da giganti, siamo entrati patrimonio dell'UNESCO con la strada principale chiusa. Non so se in provincia capiscono certe cose oppure non ci arrivano. Una strada fondamentale, in particolare in queste settimane di transumanza, verso i pascoli montani per produrre tipicità uniche come il morlacco del Grappa. Con questa via chiusa e il transito vietato ai camion per il trasporto bestiame sulle altre strade, molti hanno già annunciato che quest'anno non apriranno la loro malca, anche perché tagliare il transito dei turisti da Cima Grappa è un duro colpo per tutte le attività, partendo dal Pian della Bala fino a Monte Tomba. È un colpo duro per tutti quelli che lavorano in montagna, perché la strada che passa per Malgamure unisce lato est con il lato ovest, per cui se a metà la strada è chiusa, come facciamo a unire? Afra e gli altri malgari non vogliono più sentir parlare del milione di euro già stanziato e delle progettazioni, perché vogliono solo fatti concreti, come ad esempio una semplice intelaiatura con tubi innocenti e pianali utilizzando ponteggi da cantiere. Un'intelaiatura che metterebbe in sicurezza le gallerie in attesa della realizzazione definitiva in cemento armato. Tra l'altro, conclude Afra sconsolata, con l'ultima riunione i malgari si sono sentiti letteralmente presi in giro. Adesso hanno fatto una riunione e hanno detto che il milione di euro non basta. Ma io dico, i nostri poveri avi che l'hanno fatto le gallerie, la strada con pale e piccone, adesso nel 2022 riescono a mantenerla, non ricostruirla nuova, mantenerla. Salute con lo screening della regione del Veneto per l'epatite C, una malattia che può restare per anni nascosta senza manifestarsi. Allora andiamo a vedere tutti i dettagli di questa nuova opportunità. Partita la campagna di screening per rilevare la presenza del virus HCV, la causa dell'epatite C. Una malattia che resta silente per anni, ma che può avere esiti nefasti come cirrosi e tumori al fegato. Un esame del sangue gratuito, senza ricetta, per tutti i nati tra il 1969 e il 1989, per cercare di far emergere i positivi, che molte volte non sanno nemmeno di esserlo. Le terapie ci sono, si può guarire e si può limitare il diffondersi di questa malattia che è subdola e che rimane nascosta per anni. È partita la possibilità di fare uno screening gratuito per tutti i soggetti che sono nati fra l'89 e il 69. È un'occasione unica perché sappiamo che l'infezione da HCV molto spesso resta silente per anni, per decenni, e quando viene ad essere scoperta ormai è troppo tardi. Per cui questa è un'occasione da non perdere. Veramente invito tutti i cittadini che sono in questa fascia di età e che o vengono a fare prelievi in laboratorio per altri motivi o che volontariamente vogliono venire a fare questo test, di farlo e di non perdere tempo. E poi c'è una veduta di Venezia dipinta da Monet che è andata all'asta, un'asta davvero da record, 56 milioni di euro il prezzo pagato. Asta da record per un'opera di Monet a Venezia. Una veduta del 1908 del Canal Grande Santa Maria della Salute è stata venduta da Sotheby's per 56,6 milioni di dollari, diventando la veduta veneziana più pagata dell'artista a un'asta e più in generale la più costosa veduta italiana mai finita all'incanto. Il quadro si unisce a una lunga serie di dipinti di Monet che sono stati venduti per oltre 50 milioni di dollari. L'artista, il più famoso tra gli impressionisti, passò 3 mesi a Venezia nel 1908 e molti dei quadri di questo periodo, dipinti dai gradini di Palazzo Barbaro, dove soggiornava con la moglie, ora sono custoditi in importanti musei, tra cui il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Arts Museum di San Francisco. Era la nostra Anna Maria Parisi. Torniamo nel Vicentino, abbiamo altre due notizie di cronaca. La prima ci porta a Cornedo, un uomo è stato rapinato in strada da 2 persone. Cornedo Vicentino, le indagini dei carabinieri hanno portato a 2 denunce.
Cornedo Vicentino. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Valdagno denunciano in stato di libertà 2 albanesi di 24 anni con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali aggravate. Tutto sarebbe accaduto la sera di venerdì 13 maggio quando un magrebino viene aggredito e rapinato. La vittima, soccorsa dai carabinieri in località Cereda, riferisce di essere stata picchiata da 2 personaggi in seguito a una discussione vicino al cantiere della Pedemontana Veneta. Ferito al volto, il nordafricano, nell'occasione, viene derubato del proprio cellulare che gli aggressori gli prendono prima di allontanarsi velocemente. Immediatamente scattano le indagini che portano i militari a ritrovare il cellulare in un campo e a rintracciare i 2 albanesi che sono stati denunciati. È stato identificato l'uomo che la scorsa settimana, lo ricorderete, una notizia tragica, ha perso la vita rovistando nel cassonetto degli abiti usati di via Spalti, i cassonetti quelli della Caritas. Siamo a Mestre. Era un cittadino trentenne originario dell'Est Europa, dipendente di Fincantieri, l'uomo che venerdì scorso ha perso la vita all'interno del cassonetto di abiti usati della Caritas in via Spalti a Mestre. La polizia è riuscita dunque a risalire alla sua identità anche grazie a una denuncia presentata dai familiari domenica, che non vedendolo rientrare a casa si sono allarmati. Ora resta da capire, dal momento che non si tratta dunque di un senza tetto, come mai si trovasse lì dentro venerdì notte. Secondo gli investigatori, il trentenne si sarebbe infilato autonomamente con la testa nel cassonetto e confidano quindi di ottenere ulteriori riscontri dal video fornito dalle telecamere di videosorveglianza di un cittadino privato, nonostante le immagini non risultino particolarmente nitide. Nel filmato si vede l'uomo guardarsi un po' intorno con una pila, provare a entrare una prima volta ma senza esito, osservare gli altri cassonetti e poi tornare su quello, questa volta riuscendo ad entrare ma con un esito infausto. Ed ora torniamo perché siamo riusciti ad avere le immagini, la notizia che vi abbiamo dato in apertura con quest'auto che è andata a fuoco vicino al Ponte della Libertà a Venezia, nella breve di Filippo Fois. È rimasto ferito gravemente, ma non è in pericolo di vita. Un 33enne è finito con l'automobile contro il muretto della rampa che dal Ponte della Libertà conduce alla Marittima e al Tronchetto a Venezia. L'incidente si è verificato poco prima dell'1:30 di notte. Dopo l'urto, l'automobile ha preso fuoco. Il primo intervento risolutivo di soccorso è stato effettuato dai militari dell'esercito a presidio di Piazzale Roma, che insieme ad altri agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad aprire la portiera della macchina ed estrarre il conducente. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre, hanno spento l'auto in fiamme, mentre il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in codice rosso in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 3 di notte. Le sanzioni europee alla Russia colpiscono anche Venezia. I beni di una società con sede in Laguna sono stati congelati dalla Guardia di Finanza. Beni per circa 150 milioni di euro, tra i quali 5 aerei, sono stati congelati alla Superjet International SPA, una joint venture tra Leonardo e Sukhoi con sede a Venezia. Il provvedimento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Peace United Aircraft Corporation, una società russa inserita nella lista nera e colpita dalle sanzioni dell'Unione Europea, alla quale sono riconducibili i beni della Superjet International. Le quote aziendali di Leonardo sono invece libere. Meno di una settimana fa, riuniti in un'assemblea unitaria a Tessera, i lavoratori di Superjet e di Leonardo, circa 600 operatori, avevano lanciato un grido d'aiuto al governo per la difficile situazione che si trovano ad affrontare. Torniamo alla cronaca di ieri a Vaglio di Roncade, dove è morto annegato in un fossato un 87enne, una morte trovata a pochi metri da casa. Ripercorriamo insieme che cosa è accaduto. Ho visto un po' di movimento e sono corso prima, adesso sono corso qua ancora per vedere cosa che è successo. E mi ha detto, è scivolato dentro il fosso. Là c'è il fosso, è un po' la fossa la chiamiamo.
è un po' pericolosa. La tragedia a pochi passi da casa, in un luogo familiare a ridosso del giardino, chissà quante volte frequentato e percorso anche solo con lo sguardo. Un fossato colmo d'acqua riempito dalla pioggia degli ultimi giorni è stato fatale per Franco De Marco, 87 anni, originario di Zoldo Alto nel Bellunese. De Marco, padre del titolare dell'agriturismo Campi di Grano, era uscito dall'abitazione verso le 9 per una passeggiata. Poco dopo il ritrovamento da parte della moglie e del figlio, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto gli operatori del SUEM 118, arrivati con l'elicottero dal Cafoncello. Ogni tentativo di rianimarlo però è stato inutile nella disperazione dei familiari. A seguire le operazioni anche i carabinieri della stazione di Roncade, che hanno escluso il coinvolgimento di terzi fin dall'inizio. L'uomo con ogni probabilità è scivolato nel fossato, forse a causa di un malore, e qui ha trovato la morte per annegamento. Questa la ricostruzione dei militari, un luogo noto a chi conosceva la zona. Madonna, qua i posti dove giocavamo da bambini, questi qua. L'elicottero del SUEM 118 si è rialzato in volo poco prima di mezzogiorno. A terra resta solo la disperazione di un'intera famiglia. Allora, malumori tra le famiglie trevigiane dopo la notizia della chiusura delle scuole il 26 di maggio, lo sapete, per l'arrivo del Giro d'Italia. Il sindaco Conte, ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'organizzazione. Ancora una volta penalizziamo i figli chiudendo le scuole. Grande disagio. Grazie di cuore per l'ennesimo sacrificio della scuola. I bambini e i ragazzi non hanno già perso tanti giorni di scuola a causa Covid. Grazie di cuore per aver dimostrato per l'ennesima volta che l'istruzione non conta. Sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post del sindaco di Treviso Mario Conte sull'arrivo a Treviso il 26 maggio della 18ª tappa del Giro d'Italia. Quel giorno le scuole di ogni ordine e grado della città rimarranno chiuse, niente lezioni, nemmeno il 27 per gli studenti della secondaria di primo grado Stefanini, che ospiterà il quartiere Tappa. Che è troppo. I bambini è giusto che stiano a scuola. Chiudere 2 giorni la scuola è un problema, anche perché siamo a fine anno e mio figlio poi in terza, quindi anche gli esami. È un problema anche per le famiglie che devono comunque rendersi disponibili ad accogliere i figli a casa. È una questione di sicurezza per tutti gli utenti, allora può starsi anche la chiusura. Se è per permettere ai ragazzi di partecipare, di vedere la corsa, allora questo direi di no. Ma c'è anche chi sottolinea l'importanza di un evento simile per la città di Treviso. È anche un evento importante per la città, che porta turismo, che porta benessere, che anche per i ragazzi è una bella esperienza. Del resto una manifestazione così penso che non si possa rinunciare, per cui un sacrificio si fa, lo fa tutti quanti. Mi sembra normale. Capisco le famiglie, ma questa è una manifestazione sovracomunale che necessita di uno sforzo grande da parte di tutti. Noi ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'organizzazione e dagli organismi preposti dal punto di vista della sicurezza, la replica del sindaco Conte. Giro d'Italia che noi ovviamente seguiremo, e quindi non mancate di collegarvi con Prima Edizione per avere anche le immagini delle tappe trevigiane. Allora partiamo adesso con la nostra tavola rotonda, la nostra discussione politica. Vi presento il nostro primo ospite, lei è Michela Nieri, consigliera del Partito Democratico. Michela, buongiorno, grazie per essersi collegata con noi. Ce l'abbiamo l'audio, aspetti che sento, la sentiamo? Provi a parlare, Michela? Sì, mi sentite? Buongiorno. Eccola, benissimo, la sentiamo ora, grazie. Siamo in attesa di avere qui in studio con noi Marcello Bano, Lega, e Claudio Borgia invece per Fratelli d'Italia, quindi insomma questo è il parterre che vi ho appena presentato. Partirei con lei, Michela, perché in questi giorni, finisce il 22 di maggio, Treviso sta ospitando il Cupido Festival, Treviso Equality Festival, e sono giornate importanti anche perché il DDL Zan è stato ripresentato. Allora intanto, perché c'è bisogno ancora di un Equality Festival? Treviso si fa promotore di questo festival, chi lo sta seguendo, come sta andando e perché appunto c'è ancora bisogno di un festival per ricordare il diritto all'eguaglianza? Beh, io ritengo che ci sia ancora bisogno per svariatissimi motivi. Basta
basta anche guardare a volte la cronaca e purtroppo quello che avviene ancora, come il pestaggio magari di persone che hanno orientamenti sessuali differenti o situazioni in cui nelle famiglie, quando un ragazzo o una ragazza magari giovani appunto dicono ai genitori di avere magari di essersi innamorati di una persona dello stesso sesso, succede che a volte vengono ancora adesso mandati via di casa, sbattuti in malo modo fuori, e questi sono ovviamente traumi che poi si portano avanti questi ragazzi per tutta la vita. E il fatto che ci sia ancora bisogno appunto di parlare di queste cose è una cosa molto triste, però è reale. Il Cupido Festival è organizzato ormai da svariati anni dal coordinamento LGBTE Treviso, ed è un festival che dura una settimana, viene fatto in questo periodo perché, come saprete, il 17 maggio è la giornata contro l'omotransfobia, ed è composto da una serie di eventi che tendono a coinvolgere la città in questi argomenti, diciamo, che trattano l'orientamento magari sessuale differente da quello diciamo che mi piace utilizzare la parola normale, ma che diciamo che la maggior parte delle persone in teoria hanno. E è molto bello perché tratta di svariati temi. Per esempio quest'anno il coordinamento ha organizzato una serie di eventi che vanno per esempio dal cinema, hanno proiettato un film all'Edera, è stato fatto ieri un convegno molto interessante con ospiti veramente anche di una certa caratura, c'era il rappresentante della Chiesa Valdese, un teologo molto conosciuto, una giornalista che fa parte della religione ebraica, e tutti si sono un po' confrontati come viene vissuta l'omosessualità all'interno delle religioni. Qual è stato il livello di partecipazione, Michela? Siamo stati venerdì con uno spettacolo di cabaret e di giocoleria insieme a un'altra associazione che si chiama Il Solco, e devo dire che la loggia era veramente piena di persone, di famiglie, anche di molti bambini, e questa è la cosa penso più bella, il fatto che Treviso nel suo insieme partecipi a questi eventi e in qualche modo si avvicina magari a un tema che per tanti è lontano. E questo è il problema è non conoscere qualcosa che fa paura. E diciamo che proprio l'idea del festival è poter far avvicinare la cittadinanza a un qualcosa che magari non tutti hanno la possibilità di poter capire proprio perché non conoscono. Quindi uno spazio di cultura, uno spazio di conoscenza. Abbiamo prima sentito il Presidente Mattarella che ha detto che la cultura è fondamentale per arginare la vanità, arginare il bisogno di supremazia degli uni contro gli altri. Però adesso insieme cercheremo anche di capire qual è il ruolo della politica e perché la politica ancora non riesce evidentemente a fare questo salto di qualità, proprio se dobbiamo parlare di cultura e conoscenza, visto quello che è accaduto al DDL Zan, che torna per la seconda volta in aula per una nuova battaglia, perché di battaglia si dovrà parlare anche in questo caso. Allora Michela, io le chiedo di attenderci, facciamo vedere le previsioni del tempo, andiamo in pubblicità, intanto faccio entrare i miei prossimi ospiti e inizieremo ufficialmente il dibattito. A tra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ingloba tutto il nostro territorio. Giovedì 19 maggio tempo in prevalenza stabile, con clima ancora gradevole grazie ad una lieve rinfrescata. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il contesto rimarrà quindi buono, ad eccezione di una certa instabilità pomeridiana sui monti e sulla pedemontana, possibile fin verso la pianura.
Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, sarà asciutto e senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 12-18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, tuttavia nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui settori più settentrionali. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci dunque al prossimo aggiornamento. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Puoi vincere almeno. 13:30 di nuovo in onda, seconda parte di questa prima edizione. Avete visto, siamo partiti con l'inaugurazione dell'anno accademico Padova, con questi 800 anni di storia, l'arrivo del presidente Mattarella e il suo discorso dedicato alla libertà, alla cultura come antidoto contro la supremazia, da qui il grande valore della nostra università tra gloria e futuro. Poi tutte le notizie di cronaca, siamo tornati sulla questione molestia adunata nazionale degli alpini con una psicologa per cercare di capire un po' di più chi oggi sta veicolando determinati valori e poi che cosa sta accadendo anche all'interno dell'universo femminile, perché ci sono queste grida alle molestie che addirittura stavano per far saltare l'adunata nazionale degli alpini, a cui in qualche modo insomma tutti siamo affezionati. E adesso arriviamo alla politica, partiamo dal Festival Cupido che si sta tenendo in questi giorni a Treviso. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio: Marcello Bano, sindaco dei 90 padovana, poi è qui insomma come rappresentante della Lega. Buongiorno Marcello, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito, sempre un piacere. E poi abbiamo Claudio Borgia, in rappresentanza ovviamente di Fratelli d'Italia dal comune di Montebelluna, vice sindaco. Sì. Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Claudio, parto da lei. Sì. No? Abbiamo appena sentito le parole di Michela Nieri, collegata in rappresentanza del Partito Democratico. Michela ha detto un festival, un equality festival, è importante in questo momento, anzi è necessario, perché diffondere la conoscenza di qualcosa che non si conosce. E si inserisce, ovviamente queste sue parole si inseriscono in un contesto in cui in Parlamento sta tornando il DDL Zan. Quindi la battaglia è una battaglia che si tornerà a giocare in Parlamento. Sì, sinceramente io insomma credo di dover scindere le due questioni, no? La prima è una manifestazione che si sta tenendo a Treviso, sì, sulla conoscenza, insomma credo, penso di non essere smentito, siamo un paese civile e tra l'altro credo che sia un tema non più attuale, nel senso che sono scelte che vengono fatte a titolo personale e ormai fanno parte, insomma, come dire, della realtà, per cui non vedo per quale motivo insomma, si debba dire conoscenza. Credo che insomma tutti siano a conoscenza di quanto succede insomma nella nostra realtà, nella nostra società. Insomma non siamo sicuramente un paese retrogrado e soprattutto siamo proiettati al futuro. Non lo vedo un tema particolarmente attuale, credo che sia superato ed è un bene per tutti, no? Per cui, e invece, però il DDL Zan torna. Ecco sì, sul DDL Zan, ecco, su questo tema penso che come sempre il Partito Democratico abbia uno scollamento tra la realtà e tra quello che succede in Parlamento a Roma, perché se non si rendono conto di quello che i nostri cittadini oggi stanno vivendo, soprattutto
in riferimento al caro bollette, al caro affitti, alla situazione generale, e oggi invece di parlare di questo, che è un tema centrale, soprattutto degli aumenti che sono su qualsiasi prodotto e su qualsiasi, come dire, situazione, no? Invece di parlare di questo, di mettere al centro del tema politico ci saranno questo, sempre però, Claudio, dei problemi la nostra società sta vivendo, no? Allora in qualche modo lei sta dicendo dobbiamo occuparci di questo, che sono problemi più urgenti. Non è una priorità, cioè non è una priorità, bisogna avere un'agenda politica, bisogna avere una bussola. Quindi lei esclude che non sia... secondo me il PD non ha la bussola, non si rende conto che tornare a parlare di questo tema, che tra l'altro è un tema divisivo. Sì, ecco, le priorità del PD oggi sono lo Ius Soli e il DDL Zan. Noi come Fratelli d'Italia, immagino anche gli amici della Lega, hanno un altro programma e hanno sicuramente delle altre priorità. Perché? Perché stanno in mezzo alla gente, perché stanno in piazza, ascoltano le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere da dove provengano, stiamo in mezzo alla gente e i problemi sono altri. Se loro vogliono parlare di questo, vabbè, stiamo in Parlamento a perdere tempo. Allora, le faccio sentire un servizio che tra l'altro probabilmente verrà ripreso anche da dei quotidiani nazionali del nostro Christian Arboit. Ve l'abbiamo già fatto sentire, ma vorrei riproporlo a favore dei nostri ospiti, perché poi lo commentiamo insieme. L'ho subita, come penso moltissime persone come me, e a volte sono molto sottili come discriminazioni, ma che comunque colpiscono lo stesso molto profondamente. Mi è stato negato l'opportunità di far parte di alcune realtà lavorative proprio a causa ancora del mio nome burocraticamente non cambiato all'anagrafe, e devo dire che sono stati dei brutti momenti, ecco. Non li ha contati nemmeno, ma gli episodi in questi ultimi anni sono stati davvero tanti, troppi. Discriminazioni vere e proprie al momento dell'assunzione, poco prima della firma, quando il datore di lavoro capiva che non c'era corrispondenza tra il nome ancora sul documento d'identità declinato al maschile e l'immagine che si trovava davanti. Mero pregiudizio, nonostante comunque il mio profilo lavorativo andasse bene. Ora Laura, 28 anni, trevigiana, un lavoro ce l'ha, è segretaria in uno studio medico, ma è stata dura, durissima. Nella giornata mondiale contro l'omotransfobia racconta la sua storia, finalmente a lieto fine per lanciare un messaggio. Siamo persone comunque giovani, abbiamo voglia di lavorare, però a causa della nostra situazione, quindi di questa transizione, nessuno, diciamo, è propenso all'assunzione, ad assumerti. Sono molto bravi a parlare bene, però poi alla fine non fanno mai il passo più lungo di quello che è. Laura ha iniziato la sua transizione di genere 2 anni fa, percorso prima psicologico e poi medico. Sono nata una seconda volta, dice, prima di rivolgersi a chi, come lei, è nato in un corpo che sente estraneo. Ai giovani dico di trovare il coraggio, assolutamente, perché ne vale la pena, ne vale sempre la pena trovare il coraggio per essere se stessi. Intanto a Treviso prosegue il Festival Cupido, 10 giorni dedicati ai temi dell'uguaglianza e dei diritti civili. Allora, insomma, le discriminazioni nei luoghi di lavoro ci sono, non riguardano soltanto casi di questo tipo, però Claudio, torno da lei perché vorrei capire che cosa può fare la politica per questo, se la politica può fare qualcosa contro le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. Allora, per quanto mi riguarda, bisogna cercare di lavorare, ed è quello che per esempio ho fatto da assessore alla scuola, nelle scuole, ma senza soffermarci su temi e soprattutto su, in questo caso, la sessualità, ma lavorare per esempio sul bullismo. Il bullismo ha tantissime forme. Questa ne è un esempio, ma ci sono tanti altri, per cui lavorare sicuramente sulla cultura, sulla prevenzione, cercare di attivare come dire, dei percorsi che però non vadano, e lo dico chiaramente, non vadano a parlare esclusivamente di determinati temi come per esempio la sessualità, perché nella scuola e soprattutto in tenera età non bisogna, secondo me, ma non lo dico io, lo dicono tantissimi psicologi, parlare di
questa tipologia di temi, ma di cercare di ampliare, di parlare di bullismo, di parlare di prevenzione, di educazione, ma sempre su temi più ampi, perché purtroppo nella nostra vita questo è un caso, tutti siamo stati discriminati. Guardi, io sono, come vede, abbondante e nella mia vita non dico di essere stato discriminato perché ho un carattere molto forte, quindi non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, però altri miei compagni con le mie stesse forme subivano queste cose. Questo come tantissimi esempi, capelli rossi addirittura, uno agli occhi strabici. Le discriminazione sì, sono purtroppo, ed è quello, bisogna cercare invece di lavorare sulla cultura all'interno della scuola e cercare di affrontare il tema del bullismo, ma non in maniera specifica. Dopodiché, per quanto riguarda l'azienda, ognuno fa quel che vuole, nel senso, nella propria azienda fa quel che vuole. Secondo me, se io fossi un imprenditore, sceglierei la competenza, sempre. Non starei a guardare se uno è transessuale, se uno è grasso, se uno è magro, i capelli rossi, è omosessuale. Io guarderei la competenza, quanto questa persona mi può portare all'azienda, quanto può essere importante nella mia azienda. Se poi un imprenditore fa delle scelte diverse, se ne assume la responsabilità, io, come dire, guarderei la competenza e il merito sempre prima di tutto. Marcello Bano, lei poi tra l'altro primo cittadino, come si pone di fronte a questa questione? DDL Zan torna in aula, si riparte da capo. Sinceramente sono un po' deluso che in un momento così complicato della nostra vita politica, sociale, eccetera, si torna a parlare di questo, per due ragioni principali. Uno, che le priorità dei cittadini, io sono a contatto diretto tutti i giorni e sono il caro bollette, il caro affitto, il caro alimentare, cioè il caro trasporti scolastici, e noi amministratori dobbiamo dare risposte reali a queste problematiche, quindi vorrei che si discutesse di questo. Dopodiché io sono assolutamente d'accordo sui diritti civili, è un tema, perché non deve essere dopo l'alibi, ma allora discutiamo quando è il momento giusto, perché se no non c'è mai il momento giusto, però dovrebbe essere fatto in parallelo a problemi reali che ha in questo momento il Paese. Sul DDL Zan, allora io sono assolutamente contrario, ma come tutti, ho sentito prima l'intervento che mi trovo perfettamente d'accordo, sono contrario a qualsiasi tipo di discriminazioni, cioè, nel senso che chi discrimina per religione, colore della pelle, etnia, eccetera, è un deficiente, su questo non si piove, dopodiché sono però assolutamente contrario, per esempio, alle quote. Ecco, faccio un esempio pratico delle donne. Adesso noi abbiamo le quote nei luoghi di lavoro. Esatto, noi abbiamo delle quote che secondo me sono sbagliate perché sono svilenti, ma soprattutto per le donne. Cioè, secondo me una donna deve essere brava, e allora è giusto che faccia un suo percorso, come anche l'uomo deve essere bravo per fare un suo percorso. Assegnare delle quote a una differenza di genere solo per il fatto della differenza è sbagliato, perché le squalifichi. Io penso che ormai, lo dico soprattutto sia per quanto per la lista che mi ha sostenuto e per la giunta che ho, cioè io ho più donne che uomini, cioè sono bravissime, non c'è niente da fare, hanno una marcia in più, sono molto più dinamiche, ma si sono fatte sul campo. Non gli ho dato la quota perché era giusto dargli la quota perché donne, come prescritto per legge, ma perché sono brave. E quindi anche nei confronti della persona prima che si chiama Laura Biasetto, se non sbaglio. Io sono perfettamente d'accordo, è brava, bene, secondo me l'imprenditore, se è un imprenditore intelligente, l'assume per le sue competenze e non perché ha un orientamento sessuale diverso. Questa è una cosa assolutamente sbagliata. A casa sua uno fa quello che vuole a casa sua, cioè, quindi può andare con chi vuole, può amare chi vuole. Non riesco a capire per quale motivo bisogna discriminare una persona per un orientamento sessuale diverso. Lo trovo profondamente sbagliato. Chiudo. Ecco, su una cosa però voglio essere chiaro. Avrei voluto vedere la stessa determinazione che ho visto in commissione
giustizia da parte dei miei, la stessa determinazione che hanno affossato il DDL Zan, certo, la stessa determinazione per il disegno di legge che dava l'autonomia a Roma. Ecco, io avrei voluto vedere la stessa determinazione, che invece l'hai passato assolutamente all'unanimità. Tra l'altro, a proposito di quello che lei sta dicendo, le leggo alcune dichiarazioni. Voi sapete che insomma anche il Partito Democratico ha presentato il proprio disegno sull'autonomia. Datemi un attimo perché eccolo qua. Allora, autonomia, il PD Veneto, oltre al ridicolo non accettiamo lezioni da chi continua a bloccare il percorso indicato dal popolo veneto. Queste sono le dichiarazioni di Alberto Villanova, presidente del gruppo Lega Liga, che ha commentato con queste parole l'iniziativa in programma questa sera a Padova è promossa dal Partito Democratico sul percorso dell'autonomia regionale. Ha perfettamente ragione Alberto, ma purtroppo dobbiamo essere onesti fino in fondo. Qualunque partito che non è veneto, che in questo momento magari sostiene anche il presidente Zaia, al di fuori del Veneto è ostile all'autonomia del Veneto, e ci metto anche la Lega. Perché? Perché purtroppo l'autonomia, i veneti purtroppo di qualsiasi partito, dovremmo fare un gioco di squadra. Torniamo alle due Leghe? La Lega Veneta e la Maglia Nord. Io sono abituato a fare le battaglie all'interno del partito. Magari se magari aprissero anche la stagione dei congressi sarei ancora più contento, sulla quale magari potremmo confrontarci, come continuo a dire da diverso tempo. Il tema è che in questo momento gli interessi del Veneto non sono gli interessi dei romani, che è una roba diversa. Cioè, noi abbiamo l'interesse di portare a casa l'autonomia, là c'è un contatore, siamo arrivati a 1670 giorni che aspettiamo un diritto previsto per la Costituzione. Cioè, noi non stiamo chiedendo, non andiamo col cappello in mano, noi stiamo chiedendo quello che ci spetta per la Costituzione. Dopodiché il problema è solo politica a Roma, però io non sto su un governo che nega l'autonomia al Veneto. Cioè, ci sono anche i nostri però giù a Roma. E la su Lega questo deve essere aperta una seria riflessione. Quali sono i nostri? Quelli che vengono nominati, io parlo nelle segreterie dei partiti? O sono quelli che prendono le preferenze sul territorio e dopo devono rispondere al territorio? Perché questo è il problema. Il vero problema è che questi non rispondono al territorio che li elegge. Questo è un tema. Ma rispondono solo in alla Lega, Borgia? Guardi, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi abbiamo sottoscritto, Giorgia Meloni, il senatore Luca De Carlo, ha sottoscritto un accordo in Veneto alle elezioni regionali dove si è detto nero su bianco che l'alleanza c'è e ci sono delle condizioni, a condizione che l'autonomia ci sia. Quindi la favola che dicono che Fratelli d'Italia è contraria non è così. Noi abbiamo firmato un accordo dove si dice che il centrodestra, quando andrà al governo, all'interno del proprio programma dovrà attuare l'autonomia. Quindi su questo sgombriamo il campo. Il tema che pone il sindaco è fondamentale ed è il tema della rappresentanza e della rappresentatività, perché non è possibile che ci siano, in generale, questo vale dappertutto, che ci siano, ed è proprio come cultura politica e democratica, che ci siano degli onorevoli, dei senatori che non rispondano al proprio territorio perché vengono nominati nelle segrete stanze dei partiti. Ci vogliono le preferenze, ci vogliono le preferenze, le liste, le preferenze, ci contiamo e i cittadini devono scegliere il proprio rappresentante a Roma, onorevole e senatore che sia, deputato e senatore che sia, perché questa è rappresentanza, perché altrimenti adesso nel mio partito, grazie a Dio, non funziona così, ma ci sono altri partiti dove ci sono onorevoli, senatori che abitano in Sicilia e vengono eletti in Veneto. Ma quel senatore, quel deputato farà gli interessi dei veneti o dei siciliani? Certo, devono rappresentare tutta Italia, bisogna rappresentare tutti gli italiani, ma se ci sono delle battaglie territoriali, se uno è eletto in Veneto dovrebbe
essere veneto. Certo. Le preferenze, insomma, sostanzialmente. Vabbè, le preferenze sono... Datemi un attimo perché ho Michela Neri in collegamento che ancora non ha preso parola e abbiamo toccato una serie di temi, quindi vorrei chiedere anche a lei, Michela, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Allora siamo arrivati, vedete qui si ragiona a 360 gradi perché poi è tutto collegato. Siamo arrivati a toccare il tema dell'autonomia, tra l'altro avevamo in collegamento in apertura di questa prima edizione proprio Andrea Martella. E qui c'è la questione legata all'autonomia. Il Partito Democratico ha preso una posizione piuttosto precisa, no? Nei confronti dell'autonomia del Veneto. Non mi trovo d'accordo, sinceramente. Io non sono per l'autonomia del Veneto, sarei per una riforma molto più grande, cercare di fare uno Stato magari più federalista, sì, ma non per l'autonomia del Veneto. Questa cosa proprio, già dirla mi disturba. Volevo tornare un attimo indietro, scusatemi, però sul fatto che i diritti non sono una priorità. Volevo solo dire che se si fosse ragionato così, probabilmente non vivremmo in questo modo. I diritti non sono mai una priorità rispetto al problema di arrivare a fine mese, ma vorrei anche ricordare che ci sono delle condizioni specifiche. Non è che tutti i parlamentari lavorano su qualcosa e solo su quello. Sono divisi, ci sono delle commissioni, quindi la commissione specifica che deve lavorare sul DDL ZAN o su qualsiasi cosa riguardo i diritti potrà lavorarci tranquillamente perché tanto non lavorerebbe, per esempio nella commissione bilancio. Quindi questo slogan un po', ma non è una priorità adesso, insomma lo trovo una frase fatta senza un senso reale. Questo sì, ci tenevo a precisarlo. Michela, le vuole rispondere Bano? Io so, scusi, allora, io so che le commissioni lavorano in maniera indipendente a seconda dei temi toccati, eccetera, però non le sembra strano che a ridosso delle elezioni politiche il problema che è stato silenziato fino adesso, perché è stato silenziato per non creare problemi al manovratore, venga fuori proprio in previsione della campagna elettorale. Allora quello che dico... Aspetti che sento la risposta di Michela, è chiarissimo. Minimo di... Michela, prego, no, perché l'ho interrotta io, quindi vorrei farla continuare. Sono dei termini per ripresentare ZAN, quindi sono stati attesi 6 mesi previsti. Detto questo, io capisco le ragioni, avevo già avuto un confronto con dei rappresentanti della Lega sullo stesso tema, mi dicono però il DDL ZAN è stato riproposto esattamente come prima, anche noi siamo per i diritti, ma ora c'è una guerra, bisogna aspettare. No, non funziona così. Una legge sui crimini d'odio ce l'hanno tutti i paesi europei, tranne Ungheria, Polonia e Italia. Io penso che i cittadini se la meritano una legge che li protegga anche da un certo punto di vista. Non è che stiamo parlando di chissà cosa, è la stessa questione del matrimonio. Ora, esistono le unioni civili. Le unioni civili sono state, io lo dico proprio, anche se le ha portate avanti all'epoca Renzi, vabbè, lasciamo perdere, però è stato dare un contentino, perché nei paesi civili c'è il matrimonio egualitario. Però non avremo mai tempo nemmeno di parlare di questo se si sta ai tempi delle crisi, perché purtroppo si sa le crisi vanno e vengono in continuazione. Bisogna trovare il modo perché come si può dire, garantire i diritti ai nostri cittadini, a me, a tutti, e nello stesso tempo far fronte alle crisi. Non si può, c'è una crisi allora lasciamo perdere tutto. Non funziona così secondo me. Se no tutti questi parlamentari, tutti questi senatori, cosa stanno a fare lì? Io vorrei far presente solo una cosa, un appunto. Il popolo è sovrano e il popolo nel nostro sistema delega agli onorevoli, ai deputati e senatori di rappresentarli in Parlamento. Mi pare che in Parlamento si sia già discusso, è stato bocciato. Se vogliamo continuare a discutere di questo perché c'è la campagna elettorale, allora spiegherete per quale motivo lo si fa in Parlamento. Tra l'altro ricordo sommessamente che
in Parlamento i voti, diciamo, che ce li ha il centrosinistra, per cui la maggioranza oggi ce l'ha PD e 5 Stelle, quindi noi tra l'altro abbiamo 50, noi di Fratelli d'Italia abbiamo 50 parlamentari tra senatori tra deputati e senatori, quindi hanno loro la maggioranza. Perché non lo fanno? Perché non lo fanno? È stato già bocciato, poi se non sapete spiegarlo, non avete, come dire, non lo so per quale motivo. Risponde Michela, dopo faccio sentire delle dichiarazioni di Letta. Vuole rispondere? Portato in una maniera anche un po' vergognosa, con un applauso da parte dei nostri partiti. Guardi, non voglio neanche riaprire quel punto lì. Adesso io spero che invece ripresentandolo si possa riuscire ad avere un confronto tale e civile in questo caso, per cui attraverso alcune modifiche che secondo me vanno fatte, io lo dico proprio apertamente, sicuramente il DDL Zan c'è a livello educativo, però delle modifiche vanno fatte, ma non per accontentare un partito o l'altro, ma perché è giusto farle. Detto questo, io spero invece che con un confronto civile si riesca a portare una legge che parli di crimini d'odio anche nel mio paese, questo io spero. Poi io non ne faccio una questione politica destra-sinistra e non ne faccio neanche una questione elettorale, è una questione adesso importante per i cittadini. Cioè che queste cose qui non andrebbero neanche. Perché veramente? No, veramente sembra ridicolo. Dopo c'è la gente che non va a votare. Un attimo, però, perché mi avete abbassato l'audio di Michela? No, dicevo solo universale, colore politico. Quindi anche tutta questa bagarre ogni volta destra, sinistra, elezioni. Secondo me non ha proprio senso, ne stiamo parlando ma non ha senso. Diritti universali, grazie Michela. Allora, brevemente una battuta a testa perché poi vi voglio far commentare anche, vediamo se la regia riesce ad inquadrarmelo, le dichiarazioni del demografo del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, che fu anche candidato dalla Zuan. In 10 anni serviranno 50.000 migranti. Chi ha un lavoro precario sceglie di non avere figli e anche qui insomma c'è tutta la battaglia dello ius soli. Brevemente un passaggio su questo, poi vi faccio sentire che cosa ha detto Letta. No, io ogni tanto quando mi faccio la barba, quelle rare settimane, no, mentre sono davanti allo specchio mi faccio la barba e dico, Madonna, oggi la cosa più importante di sto mondo è i diritti civili, perché non ci sono, cioè noi siamo degli omofobi, siamo dei misogini, siamo... Invece io ripeto e ve lo dico, ma lo dico a tutti i politici, per una questione perché la gente vada ancora a votare, se non va più a votare perché è stufa di questa classe dirigente. I problemi sono altri. Sono il caro bollette, sono gli stipendi che non vengono parametrati al costo della vita, il caro affitti. Questo è quello che la gente vorrebbe che noi gli risolvessimo. Come valuta le politiche del governo Draghi, di cui la Lega fa parte, proprio queste politiche, insomma, no, io preferisco non commentare. esplicitate nel decreto aiuti, questi bonus. Ma infatti, guarda, posso dire, io sono molto chiaro, voglio essere molto chiaro. Allora, quando si destina il 2,1% del prodotto interno lordo agli armamenti, c'è qualcosa che non sta andando. L'ha detto anche Salvini oggi, basta armi. Sì, però io lo dicevo un mese e mezzo fa, però un conto è dirlo e dopo votarlo, e questo mi dà ancora più fastidio, ma lo dico da militante. Cioè, perché, scusami, se tu sei contrario, non lo voti e ti stacchi. Allora, nella vita bisogna essere coerenti. Io alla fine spero che paghi, sono assolutamente convinto che paghi, perché ripeto, non capisco le persone, mi tocca sempre tornare là, che vengono elette qua, a un certo punto vanno a Roma, non riesco a capire cosa dicono, ti fanno dei ragionamenti strani, parlano anche in maniera strana, perché al manco, cioè, qua parlavano in Veneto, e fanno esattamente il contrario di quello che ci avevano detto. Allora, io spero che si apra una stagione di confronto, perché così è difficile andare avanti. Quindi il territorio non si riconosce più in questa... Ma come fai a riconoscerti? Cioè, allora, noi siamo radicati sul territorio, la gente apprezzava il lavoro di Zaia, apprezza il lavoro dei sindaci, apprezza il lavoro dei consiglieri regionali. Quando tu gli parli di Salvini oppure della Lega... Stiamo mettendo in discussione la leadership. No, io non metto in discussione io non metto in discussione il segretario. Io sto mettendo in discussione, purtroppo, il modo di far politica che è distante dal territorio. Allora, prima di prendere decisioni, candidati, scelte politiche, eccetera, tu prendi gli amministratori,
prendi i direttivi, ti confronti e dopo decidi, perché altrimenti, e voi lo vedrete alle ultime comunali qua, verrà su una bagarre, perché la situazione è molto compromessa di queste comunali, perché noi deteniamo il governo della Regione Veneto e stiamo correndo il rischio di perdere Padova e Verona per scelte prese dall'alto. Attenzione. Borgia, prego, sì. Poi facciamo sentire Letta però. Sì, assolutamente no. Vorrei che fosse chiaro ai nostri cittadini, perché può essere che ancora non si sia capito, che, visto che stiamo parlando di discriminazioni, che ad oggi nel nostro paese, se un cittadino picchia, violenta, fa del male, va in galera, discrimina, va in galera, cioè non è che è a piede libero, perché se no non siamo chiari. Ad oggi esiste già una legge, quindi sgombriamo dal campo. Dobbiamo invece dire che se in questo caso gli omosessuali ricevono questo tipo di violenze, devono andare a denunciare. Su questo dobbiamo lavorare, sulla prevenzione, perché ad oggi i numeri che abbiamo visto tutti sulle aggressioni nei confronti degli omosessuali sono basse. Quindi, e fosse solo una, è grave, sia chiaro, ma sono due le questioni. O non esiste, come dire, loro non come dire, un po' come le dichiarazioni di Laura che le ha rese a noi, certo, ma non le ha... è questo il punto, cioè il punto è proprio questo, è che o sono quelle che esistono, cioè sono i numeri ormai che sappiamo tutti, oppure, come pensiamo tutti, molti ragazzi, ragazze non denunciano. Allora è questo il problema. Allora dobbiamo dire ai ragazzi che devono andare a denunciare qualsiasi tipo di violenza subiscano, grave violenza, grave o piccola che sia, insomma quello che è. Questo è il punto, non è fare una nuova legge, perché la legge c'è, deve essere applicata. È questo che dobbiamo dire. Per quanto riguarda invece il ragionamento che faceva il sindaco anche sul tema... Forse dobbiamo far capire che però la giustizia è accanto a queste persone, no? Beh, ma insomma, questo deve essere chiaro, lo stiamo dicendo, lo abbiamo detto. Io quando intervengo in queste trasmissioni cerco sempre di ribadirlo e di far capire che siamo a fianco di chi subisce. L'ho detto prima, come sempre, a prescindere dal sesso, dalla religione, dalla razza, da qualsiasi cosa, a prescindere. E devono capire che le istituzioni sono al loro fianco. Però cosa diversa è fare una legge che, come dire, se non ci fosse allora sarebbe un tema, ma la legge c'è, va applicata, ecco, no, perché tante volte insomma quello che passa è che ad oggi si picchiano gli omosessuali, tutti sono impuniti, sono tutti a piede libero, non esiste una legge, non è così. È un film. Senta, ma le dichiarazioni dalla Zuanna che dice serviranno 50.000 migranti, no? In 10 anni. In 10 anni serve dare la possibilità ai nostri giovani di lavorare, quindi su quello bisogna investire, bisogna cercare di limitare il reddito di cittadinanza e investire sulle politiche del lavoro. Questo non 50.000 immigrati, questa è la solita scusa, perché adesso un altro tema. In Italia, vorrei ricordare, l'Italia è il secondo paese in Europa per concessioni di cittadinanze. Quindi non è che noi siamo dopo, non lo so, l'Albania, no? E siamo, oggi noi siamo il secondo paese per concessioni nei confronti di concessioni delle cittadinanze. Quindi non c'è un tema, non c'è un problema, perché se fossimo a fanalino di coda, ho citato l'Albania perché nell'elenco era una di quelle tra le ultime nella concessione delle cittadinanze, per cui anche su questo c'è molta demagogia. Bano, poi Nieri, poi proviamo a vedere se riusciamo a sentire Letta. C'è un problema, il problema è un problema sociale, perché la gente non investe nei figli, non fa figli, perché noi siamo
non solo siamo a crescita zero, ma siamo in decrescita. E non ci sono politiche per la natalità e per la famiglia, però. Sì, ma non c'è neanche la famiglia, cioè cosa fai una politica se la famiglia non sta in piedi, perché ormai la famiglia è liquida, cioè oggi ci sei, domani non ci sei e il figlio me lo devi mantenere te, bisogna portarlo in giro, cioè oggi costano. Allora, intanto non c'è una politica per sostenere che un figlio, perché un figlio sta diventando un lusso, è un lusso. È un lusso la retta, è un lusso vestirlo, è un lusso dedicargli tempo. E in una società schizofrenica dove sta prendendo diversi valori non c'è più questo. Allora, bisognerebbe cercare di invertire il trend, cioè garantire a chi ha un figlio, a prescindere se da solo, in coppia, se si risposa, se divorzia, eccetera, che ci sia un accompagnamento scolastico e soprattutto di investire sul bambino, che in questo momento non c'è, viene scaricato tutto. Quindi un ruolo più importante dello Stato nel seguire il percorso. Cioè, bisogna incentivare, cioè fate figli, ma partiamo dal costo degli asili nido, vogliamo partire bravissimo, vogliamo parlare delle rette, vogliamo parlare delle scuole paritarie, vogliamo parlare del trasporto scolastico, di quanto costa un figlio mandarlo, ma solo fare educazione fisica, cioè mandarlo magari a giocare a calcio, quanto costa, cioè questi sono i dati reali. E poi sono i dati reali che ci racconta, che emergono dal territorio. La gente, dopo servono 50.000 persone. Io per esempio sono assolutamente favorevole a un'immigrazione controllata, cioè qualificata, no? Quelli, con tutto rispetto, che arrivano coi barconi, perché là bisogna accogliere chi fugge dalla guerra, no? I migranti economici. Serve una... Questo è un altro tema, sì. Bravissima, cioè, allora, servono 50.000 persone per le imprese, bene, ci sono o non ci sono? Oppure c'è gente che preferisce stare a casa perché giustamente, come veniva detto prima il collega, percepisce il reddito di cittadinanza e fa un lavoro in nero, per esempio. Oppure è giusto che magari vengono qua delle persone qualificate a lavorare. Saranno 50.000 persone, ma chi è il pazzo che dice non venite qua a lavorare? Cioè, per noi le porte sono aperte, chi vuole venire a lavorare, che non significa spazzare, rubare, prostituirsi, eccetera, ma sono le persone migliori di questo mondo. Un po' come aveva fatto la Germania. Esatto, io ho una coi siriani, io ho una comunità del Bangladesh che è bravissima, è integrata, non rompe le scatole, è molto, posso dire, è molto più seria, mi tocca dire per certi versi, laboriosa. Sono contentissimo, i cinesi lo stesso. Poi purtroppo ci sono anche là, quando arrivano, ma ce li abbiamo noi, ce li hanno dappertutto, qualche mela marcia, ma io non posso dire assolutamente nulla. Cioè, come in tutte le popolazioni. Ma i veneti, il 10% della popolazione veneta sono persone che hanno portato qua le famiglie, che hanno delle aspettative di vita, che fanno crescere i figli, li mandano a scuola, si comportano bene, va benissimo. E tutto il resto che dobbiamo, che siano nostri, che siano stranieri, eccetera, che dobbiamo mandare via o punire. Cioè, chi non si comporta bene, per il resto noi siamo accoglienti e vogliamo essere accoglienti. Michela, sono da lei, mi dispiace perché avendo due persone ovviamente in studio, essere in studio a parlare è un po' più semplice, anche intervenire e con un collegamento da remoto è un po' più difficile, me ne rendo conto, quindi ecco, mi dispiace se si può sentire in qualche modo più in difficoltà per questo, perché poi Banu ha toccato vari temi, no? Dal reddito di cittadinanza a un'integrazione che poi di fatto si realizza anche solo semplicemente attraverso il lavoro. Come esponente del Partito Democratico chiedo anche a lei se ritiene che il reddito di cittadinanza in qualche modo debba essere rivisto e come. Sicuramente il reddito di cittadinanza deve essere rivisto perché ci sono stati troppi casi di persone che non dovrebbero riceverlo e invece lo ricevono. Questo è un po' un problema del nostro paese, anche con il bonus 110, cioè si fanno le leggi, si fanno le regole e poi non so perché i controlli arrivano sempre dopo, quando poi diciamo, le persone hanno già preso quando non dovevano e sembra che poi l'istituto non funzioni, invece no. Secondo me il reddito di cittadinanza è un'idea, secondo me, buona, che va leggermente rivista e soprattutto va controllata. Detto questo vorrei tornare di nuovo indietro perché non riesco mai a interagire e vorrei dire al rappresentante di Fratelli d'Italia che innanzitutto, questo proprio all'inizio, i fenomeni di bullismo per l'80% sono tutti a sfondo sessuale e accadono soprattutto in età scolare, quindi
un'educazione che tocchi anche la parte sessuale all'interno delle scuole invece dovrebbe essere fatta, secondo me, e questo volevo specificarlo. Seconda cosa, è vero che siamo un paese civile, è vero che siamo un paese libero, è anche vero che vorrei ricordare che siamo un paese dove, per esempio, noi donne guadagniamo 30% in meno a parità in mansione. Anche qui, anch'io sono contraria all'ipotesi rosa, però bisognerà mettere un paletto a questa cosa, perché una donna deve guadagnare meno di un uomo se ha le stesse mansioni e le stesse capacità. Ora, lo dico perché è vero che il nostro paese per certi versi è avanti, è anche vero che in altre cose ancora un paese è rimasto molto indietro su alcune cose, purtroppo, e bisogna dare diciamo, la politica servirebbe anche ad indicare la via giusta. Invece sembra che questa politica ultimamente funzioni poco, perché parliamo degli stessi argomenti da 10-20 anni, sempre le solite frasi, bisognerebbe, e poi che ci sia la destra o la sinistra, qui purtroppo lo devo dire, alla fine i problemi restano gli stessi. Detto questo, volevo solo spendere veramente 30 secondi sullo ius soli. Ora, io vorrei che le persone si mettessero nei panni di un ragazzino che magari nasce in Italia da due persone straniere, non faccio un esempio, possiamo anche dire, non so, nigeriane, qualsiasi, da due persone straniere nasce in Italia, dalle elementari, dalle superiori, e non può diventare cittadino italiano finché non compie il 18° anno. In più, tutti sanno che non è che la pratica io presento la richiesta di cittadinanza e dopo un mese ho la cittadinanza, no, passano come minimo 3-4 anni. Ora, perché se una persona nasce in Italia, parla scuola in Italia, parla italiano, integrato in Italia, non deve avere questa benedetta cittadinanza fino al compimento del 18° anno? Io questo me lo chiedo. Basta. Perché lo trovo veramente una cosa veramente ingiusta. Sì. No, vorrei rispondere alla consigliera. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto sulle donne in generale, no? Adesso abbiamo sentito. Sinceramente, io faccio fatica a prendere lezioni dal PD che mi pare, vado a memoria di ricordare, non ha avuto nessuna leader donna a capo del partito, quindi dai tempi del PC, quando si chiamavano PC. Quindi non prendo lezioni perché io, vede, ho una leader donna e per me, e lo dico chiaramente, non è non riesco proprio a capacitarmi di come una donna possa prendere il 30% in meno. Se fosse così, se fosse realmente così... Sono dati diffusi dalla ricerca di Veneto Lavoro. Su questo bisogna lavorare, però noi che al governo non ci siamo, non possiamo lavorare oggi, ci lavoreremo nel momento in cui saremo al governo. Ci avrebbe dovuto lavorare chi invece in questi anni è stato al governo. Il PD non solo non ha avuto un leader donna, ma ha scelto i capigruppo tutti uomini. C'è stata una polemica qualche anno fa proprio nei confronti del PD su questo tema. Noi abbiamo un assessore regionale in Veneto, Elena Donazzan, una donna. Ma sa perché? Non l'abbiamo scelta in base al fatto che sia una donna o un uomo, perché è brava. Il nostro leader Giorgia Meloni fa il leader del partito perché è brava. Quindi, e loro sono l'esempio che non serve la quota. E io faccio politica da quando sono ragazzino. Io ho fatto il presidente provinciale dei giovani di Alleanza Nazionale, il mio presidente nazionale era Giorgia Meloni. Ho fatto politica da ragazzo con Elena Donazzan, che è sempre stata il mio punto di riferimento, ed era una donna. Non riesco proprio... I Fratelli d'Italia, devo dire... Su questo tema, guardi, non prendiamo lezioni da nessuno. Allora, vi faccio sentire che cosa ha detto Enrico Letta al termine, finalmente lo ascoltiamo, al termine dell'elezione di Stefania Craxi. In qualche modo sta mettendo in discussione la solidità della maggioranza al governo, perché poi noi stiamo parlando di politiche di welfare, di politiche per la famiglia, di politiche per l'integrazione e nei vari governi che si sono succeduti poi non c'è stata alcuna messa a terra di
queste cose di cui stiamo parlando e di cui tutti riconosciamo la validità e la necessità, però insomma né da destra né da sinistra, Bano, lei me lo confermerà, anche quando c'erano Lega e 5 Stelle, politiche per la famiglia, politiche vere, reali di welfare, onestamente non ve ne sono state né da destra né da sinistra. Allora sentiamo che cosa ha detto Letta, poi lo commentiamo insieme. E oggettivamente quello che hanno fatto oggi, con una scelta che ha aggiunto tensioni, che ha aggiunto un elemento di rottura, è qualcosa che rende la giornata di oggi una giornata in cui la compattezza della maggioranza ha fatto un gradino in giù, cioè ha sceso un gradino. E io penso che questo non sia una cosa buona in questo momento, perché credo che siamo di fronte a una fase di politica internazionale, di scelte di politica economica, di grandi responsabilità che il Paese deve prendersi, che hanno bisogno di un governo e di una maggioranza chiara, coesa e non di tensioni ulteriori, per cui penso che sia stato un errore. Non abbiamo bisogno di tensioni ulteriori, parto da lei, vi chiedo di essere brevi perché non ho tantissimi minuti, ma è un tema importante, anche perché insomma, si sta decidendo anche per un nuovo invio di armi, la Lega questa volta ha detto no, appoggiando in qualche modo quello che disse Conte un paio di settimane fa, quindi 5 Stelle. Sì, allora faccio una premessa. Allora, questo qua è un governo, come la stragrande maggioranza, che nasce per l'unità nazionale. In realtà era per cercare di incidere sui soldi che la comunità, che l'Europa ci avrebbe dato, e quindi anche la Lega decide di farne parte in modo da intercettare questi finanziamenti, perché noi siamo nati là per cercare di ipoteticamente limitare i danni, ok? Quindi unità nazionale, crisi pandemica e soldi del PNR, tanti soldi che sarebbero arrivati sul territorio. Bene, detto questo, tutto il resto che non riguarda queste tematiche e che vengono prese in discussione adesso, è giusto che il governo cada e che si vada alle elezioni, perché sono decisioni che sono in capo ai cittadini dell'Italia, non a chi ha aveva la maggioranza 5 anni fa o le percentuali più alte, più basse, eccetera. Ecco, io la vedo in questa maniera qua. Non è un governo di unità nazionale che serve per salvare il Paese, per farlo uscire da questa crisi benissimo. Lei non si sente rappresentato da questo governo? Ma assolutamente, mi scusi. Devo chiudere, Bano. Sì, apro solo una parentesi. Ma scusi, un governo che ha dalla destra alla sinistra, nella stessa compagine, può essere un governo che rappresenta oggi gli italiani? Il governo deve cadere? Facciano un po' come credono, nel senso che è una cozzaglia, sono lì solo per spartirsi soldi e poltrone, e per cui meno tempo dura e meglio è per tutti, soprattutto per il nostro Paese. Noi un'altra volta ancora abbiamo dimostrato che si può servire l'Italia senza riscaldare careghe o poltrone, ma stando fieramente all'opposizione, facendo delle proposte, bocciando quello che non riteniamo giusto che ci sia nel nostro Paese, e questo secondo me è il premio che abbiamo oggi, cioè noi paghiamo in questi termini la nostra coerenza, la nostra realtà, i cittadini ci stimano soprattutto per questo. Infatti sicuramente queste elezioni politiche saranno davvero interessanti, sarà interessante poi commentarle. Michela, l'ultima battuta a lei. Io purtroppo non sento personalmente rappresentata da questo governo, assolutamente, soprattutto per questo punto sull'invio nuovamente di armi e appunto, anziché occuparci dei nostri cittadini in questo momento e poter migliorare la sanità, le politiche sociali, il welfare, continuare a mettere dei soldi in armamenti nel 2022 mi sembra veramente una follia. Anche per quanto riguarda, tocco questo argomento velocissimamente, la guerra in Ucraina, la via secondo me è quella della pace, cioè di ricercare un accordo, perché così ci saranno migliaia di morti che alla fine, come al solito, sono la povera gente, la gente che non riesce a fuggire, la gente che è legata al proprio paese e che resta lì. Per cosa? Cioè la vita umana ha un'importanza, dobbiamo tornare indietro, iniziare a ripensare come si pensava tanti anni fa, cioè la vita umana è una, cerchiamo di conservarcela e di viverla bene. Ultima cosa velocissimissima,
secondo me la politica riuscirà a funzionare meglio quando si smetterà in alcuni proprio, diciamo, argomenti di fare sempre questa contrapposizione destra-sinistra, cioè i diritti, il welfare, le politiche sociali. Chiarissimo. Grazie Michela, abbiamo inteso, perdonatemi davvero, devo andare in pubblicità perché poi un'altra ospite dobbiamo parlare, perché oggi è la giornata mondiale delle malattie croniche, quindi voglio davvero dedicare 5 minuti a questo tema. Grazie Michela Nieri, Partito Democratico, Marcello Bano, Lega, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, grazie per essere stati con noi, vorremmo avere altre ore per discutere perché c'è tanto da dire, ma insomma lo faremo nelle prossime puntate di Prima Edizione. Grazie ai nostri ospiti, vado in pubblicità e poi tra pochissimo per parlare di malattie croniche. Eccoci, ben ritrovati, 14:23, siamo quasi in chiusura, ma vi presento, è una nostra vecchia conoscenza, è una donna lottatrice, così mi piacerebbe chiamarti, Federica Casagrande. Buongiorno, grazie, ben ritrovata. Allora, con Federica parliamo della giornata mondiale dedicata alla fibromialgia del 12 di maggio e oggi 19 maggio è la giornata mondiale dedicata alle malattie croniche e alle infiammazioni intestinali. Perché è importante lottare e qual è il riconoscimento che ancora a voi malati, tu soffri di fibromialgia, ancora non è stato dato? È importante far capire che non siamo malati di serie B, che siamo delle persone che abbiamo sofferenza ed è giusto che ci venga riconosciuto quello che in altre parti del mondo già è stato stabilito. Non abbiamo assistenza medica, non abbiamo accesso ad alcune cure, i farmaci, cioè è una lotta all'interno di una lotta e questo è vergognoso. L'Italia e anche la Regione Veneto, indipendentemente da quello che decide Roma, ha il potere di decidere di riconoscere la malattia come è stato indicato dall'Unione Europea della Sanità. Tuttora non ci sono novità, è lì ferma e noi malati che aspettiamo. Ecco, quindi, una malattia non riconosciuta significa, Federica, come tu ci stavi dicendo, che poi le spese mediche sono a vostro carico, che anche dal punto di vista della cura non avete il sostegno che hanno altri malati, da qui essere considerati, sentirsi considerati malati di serie B. Ogni sera, ogni anno al 12 di maggio alcuni comuni si tingono di rosa. Tu quest'anno hai mandato la richiesta a Mario Conte, presidente ANCI, perché questo gesto di tingersi di rosa per aumentare la sensibilità nei confronti di questa malattia che è così subdola, insomma, possa essere fatto in autonomia da tutti i comuni. Che tipo di risposta c'è stata? Sì, tingersi di viola è di viola, perdonami. Tranquilla, è sicuramente un gesto che è poco, per un comune è poco da fare, basta accendere una lampadina, basta un palloncino, basta un segno, non è che chiedo chissà che, però per noi malati è sentirsi integrati nella società, è sentirsi meno invisibili, perché comunque cioè se uno mi vede dice Federica non ha nulla, non pensa che io abbia ben 3 patologie fin da quando sono bambina, perché non ci sono segni evidenti sul corpo. Se fosse visibile, ok, uno prenderebbe paura perché vedresti ematomi su tutto il corpo e una determinata serie di cose. Quindi illuminare significa fare luce, far capire che c'è questo. Io quest'anno sì, ho deciso di non mandare come l'anno scorso. L'anno scorso ho spedito 1200 email a sindaci, quindi non poche, e l'ho fatto volentieri, non mi è pesato. Quest'anno, a dirla tutta, volevo non illuminare, una mia protesta contro in realtà controsenso, perché protesto perché si illumini. Quest'anno ho detto no, non voglio illuminare. Perché in questo anno non si è mosso nulla, è corretto? Si è mosso molto poco. Si è mosso molto poco, mi sono rivolta a Cristina Andretta, che è il mio sindaco, io sono da Vedelago, e a Mario Conte come presidente ANCI, dicendo scusate, voi avete il potere, siete sindaci, perché le richieste devono arrivare da me malata o da associazioni o da chiunque sia? Perché come per altre giornate non illuminate di vostra spontanea volontà, si illumina contro la violenza per le donne, si illumina contro l'autismo, si illumina per 1000 altre cose. Una lampadina viola non è chissà che difficoltà,
però è un grande simbolo di unione, di empatia e di solidarietà verso Forse questa empatia che manca è proprio quella che non fa arrivare questa proposta richiesta di riconoscimento, la fibromialgia, tra le malattie appunto che sono riconosciute, proprio perché manca evidentemente questa forma di consapevolezza, di empatia, cioè perché deve partire dalla gente, no? Dai malati questa richiesta di riconoscimento, e qual è l'iter che dovrebbe essere fatto, Federica? Sicuramente in Parlamento devono votarla, come possono votare anche qui in Regione Veneto il suo riconoscimento. Non c'è chissà che da riconoscere alla fine, basta inserirla nei LEA, quindi di conseguenza le direttive europee sono già stabilite, basta mettere una firma, non è che si debba fare chissà cosa. È ovvio che poi mi sono sentita dire quelle poche volte nelle mie molte email o telefonate, poche volte invece ho ricevuto un riscontro che è una questione di costi, ovviamente chissà perché è sempre questione di costi, però mi ricollego a chi era seduto lì con te nell'intervista di prima, la sedia e i soldi a Roma ci sono sempre per altre cose, come per inviare armi, eccetera, eccetera. Per aiutare noi per primi non ci sono, quindi questo è vergognoso. Ok, rientrare nei LEA significa poi avere diritto a della fisioterapia. Io faccio fisioterapia continuamente perché ne ho bisogno e me la pago. E da una parte ringrazio ad esempio Fondo Est che sopperisce a una parte della spesa, una parte però. C'è chi invece non fa nemmeno quella, ci sono farmaci che costano uno sproposito e uno magari dice non me li posso permettere, mi tengo i dolori. Poi c'è anche chi come me dice non li prendo perché voglio essere cosciente tutto il giorno, perché i miei rilassanti muscolari e psicofarmaci purtroppo è una malattia. Quante sono le persone che come te soffrono di fibromialgia, Federica, in Veneto ad esempio? Allora, ipoteticamente in Italia si stanzia un 3 milioni di persone. Il problema è che si ha difficoltà anche da parte degli specialisti ad individuarla come malattia. Io stessa ci ho messo 20 anni. Per diagnosticarla? Per diagnosticarla, sì. Ho cominciato da bambina lamentando male ovunque e i miei genitori mi hanno sempre portata in clinica, in ospedale di corso, ovunque. Mi sono sempre sentita dire che sono dolori di crescita, che sono dovuti allo stress, allo sport, al peso, su e giù, cioè a una serie di fattori che sapevano molto di arrampicata sugli specchi, finché stremata ho detto vabbè facciamo l'ultimo tentativo un po' di anni fa e mi sono rivolta a una clinica privata a Milano. La diagnosi è stata immediata, cioè quando io mi sono sentita dire da questo professore si vede distante 1 chilometro, cos'hai? Mi stupisco che nessuno te l'abbia ancora detto. Io ho guardato mia mamma e non ci credevo, cioè dopo 20 anni ho avuto un nome per 20 anni di sofferenze. Cioè purtroppo non c'è anche una conoscenza, una formazione, è una malattia subdola come dicevi tu, con 100 sintomi ed è difficile a volte riconoscerla. D'altro canto sono contenta perché con queste mie lotte, con questo mio blog e grazie alle tue interviste a molte persone si sono accesi un po' di campanelli della serie, beh questo ce l'ho anch'io, questo e questo, hanno riconosciuto in loro i sintomi o comunque delle situazioni familiari rispetto a quelle che ho presentato e ho avuto riscontro dal mio medico di base, dal sindaco, anche da altre persone che effettivamente molti poi si sono informati, si sono documentati, hanno scoperto di averla, hanno avuto anche loro una risposta ai loro problemi, cioè siamo molti di più di quello che si pensa. Quindi in 3 milioni in Italia, che può essere anche l'Italia quasi. E nessuna battaglia è mai seconda ad un'altra, no? Mi verrebbe da dire, perché comunque è un po' quello che si era detto prima, ma in realtà ogni battaglia vale la pena e ha diritto di essere combattuta, quindi davvero grazie Federica. Ricordo il tuo blog per chi appunto volesse avere informazioni, eventualmente contattarti e mi auguro davvero che il tuo messaggio, che può anche essere un messaggio politico, nel tempo acquisti la forza tale da poter fare questo gesto che tu ci racconti essere, volendo, un gesto anche banale, ovvero quello di inserire nei LEA la malattia di cui soffri tu, in modo da poter essere curata dal servizio pubblico e non dalla sanità privata. Esatto. Grazie Federica, grazie per essere stata in nostra compagnia. Ciao. Arrivederci.
Arrivederci. Federica Casagrande, trovate insomma tutte le informazioni. Da anni si batte per il riconoscimento della fibromialgia, che poi è un argomento che è anche tornato molto di attualità in questo periodo. Vi ricordo che oggi è la giornata mondiale dedicata alle malattie croniche. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un ringraziamento anche alla regia per il lavoro svolto, Simone Merlo, Alessandro Granziera per questa lunga diretta, e vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Arrivederci.